Buonasera amici di Calcio Napoli 24 e ben trovati a Napoli Mondiale, questo nuovo format che abbiamo lanciato proprio in occasione dei mondiali in Qatar del 2022. Questa sera andremo a commentare una importantissima gara, quella dell'Argentina che affronta il Messico. C'è Messi contro Lozano, c'è Lozano emozionato di affrontare Lionel Messi. Ne parleremo in maniera abbondante, ovviamente con i nostri ospiti in studio. Un buonasera da Ciro Novellino, un saluto e un ringraziamento va ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, a Vittorio Bernardo alle telecamere e a Double B Biagio Barone che anch'egli impegnato in regia. Questa sera ho un parterre che è davvero incredibile. Comincio a presentare subito alla mia destra un procuratore, un agente, un amico, lo posso definire così, Gennaro Ciotola. Ciao Gennaro. Ciao Ciro, buonasera a tutti. Gennaro Ciotola non è solo, perché questa sera ci siamo superati, lo abbiamo annunciato, i nostri amici ovviamente su Calcio Napoli 24 lo sanno da ieri sera, da 24 ore in pratica, perché questa sera con noi c'è colui che ha vestito per l'ultima volta la maglia numero 10 del Napoli, che ha scritto delle pagine indelebili del calcio partenopeo, che è amato da tutti in quel di Napoli, me prima di tutti, con ogni probabilità, e il Pampa Roberto Carlos Sosa. Ciao Roberto. Ciao buonasera. Ciro, buonasera. Buonasera nel modo di dire, insomma, perché c'è questa partita che veramente mi rende un po' nervoso. Infatti ne parlavamo anche prima con te, perché effettivamente questa gara ti mette tensione. Tra l'altro noi te lo diciamo subito apertamente, te l'abbiamo detto anche in precedenza, noi qui tifiamo tutti Argentina. Noi da quando abbiamo cominciato con questo nuovo format in redazione non si fa altro che tifare per l'Argentina. Infatti siamo rimasti molto amareggiati, Roberto, per la sconfitta nella prima gara del mondiale contro l'Arabia Saudita. Tutto ci si aspettava tranne che una sconfitta. Sì, se andiamo a guardare la storia dei mondiali, questo risultato purtroppo contro l'Arabia Saudita è tra i 3 risultati più catastrofici, diciamo così, nella storia dei mondiali. Sì. E quindi anche in maniera negativa siamo rimasti in questa storia. Vabbè, era la prima partita, c'era troppa tensione, l'Arabia Saudita ha fatto una bellissima partita, anche oggi, anche se ha perso con la Polonia, ha fatto una bella partita. Ha sbagliato anche un rigore. Sì, a me fa piacere che queste nazioni vengono fuori, non diventeranno mai probabilmente come l'Argentina, la Germania, il Brasile, però stanno evoluzionando nel calcio e questo mi fa piacere. Noi questa sera commenteremo l'Argentina contro il Messico, lo faremo con Gennaro Ciotola, con Roberto Carlos Sosa e il Pampa, lo faremo anche nel prepartita con un altro ospite e durante la partita una chicca dall'Argentina, perché c'è un'amica, una nostra amica ovviamente anche di Calcio Napoli 24, nonché giornalista, Sabrina Uccello, in quel di Argentina, Buenos Aires, e noi ci saremo in collegamento con lei. Ovviamente abbiamo detto della gara con il Messico, Roberto, abbiamo anche detto che è una gara impegnativa, delicata, a maggior ragione perché la Polonia ha fatto risultato, come dicevi giustamente tu, con l'Arabia Saudita e in pratica ha messo ancora più pressione all'Argentina. Sì, ancora più pressione la mette anche l'allenatore del Messico, Tata Martino, che conosce molto bene appunto ogni giocatore argentino perché lui li ha anche allenati, e cambia il sistema di gioco facendo un centrocampo pieno di persone, pieno di giocatori, lasciando soltanto Lozano e Vega davanti. Lui è abituato, non solo nel Messico, sino anche nella sua storia calcistica, a giocare sempre con una punta centrale. Questa volta mette 2 giocatori come Lozano, appunto, che lo conosciamo, e Vega, che sono o hanno altre caratteristiche. Quindi vuol dire che anche lui sta cercando di temporeggiare e cercare di analizzare come si svolgerà la partita, perché al Messico potrebbe bastare anche un punto. Gennaro, anche con te stessa considerazione, è ovviamente questo un match delicato. Se guardiamo però lato Napoli, tra Zelinski, che oggi ha vinto e quindi si è portato a 4 punti con la Polonia in classifica, e il Messico,
fermo restando che noi tifiamo Argentina e dispiace ovviamente per Lozano, però tra Zielinski e Lozano, da napoletano, da comunque tifoso del Napoli, ecco, chi preferisci che possa tornare prima a casa tra i due? Guarda, sono due calciatori che stanno avendo parecchio spazio quest'anno con Spalletti, no? Zielinski sta attraversando un momento di forma importante, lo stesso il Ciuchi, Sì. che diciamo la staffetta con Politano ha fatto bene ad entrambi, perché entrambi i calciatori quest'anno stanno dando il massimo. Non so, forse preferirei più che ritornasse Zielinski, anche perché Politano nell'ultimo tempo sta facendo Sì, bene, sono quindi però in questo momento far tornare a casa Zielinski vuol dire che il Messico deve battere l'Argentina e l'Argentina deve... No, allora non ci siamo. no, me, mi hai fatto una domanda da napoletano, poi è ovvio Sì, che certo. proprio da napoletano ci auguriamo che l'Argentina stasera possa fare risultato battendo il Messico e poi si vanno a giocare il tutto per tutto con la Polonia. Ricordiamo ovviamente a tutti i nostri amici come poterci seguire. Beh, è semplicissimo, potete farlo sul canale 79 del Digitale Terrestre, nonché sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, in anteprima tutte le notizie ovviamente che riguardano il mondo Napoli e non solo, anche con il Mondiale. A breve un nuovo collegamento, scrivete i vostri messaggi sulla nostra chat, un saluto va a Pietro Picardi che ci sta guardando, così come anche a Francesco L che dice: forza Messi, non hai bisogno di zittire nessuno, data la tua storia, ma questa sera più di qualcuno si deve prendere il medicinale per il mal di pancia, dice, perché farà sicuramente ferro e fuoco. Poi però Mary saluta il Pampa, dice: ciao Pampa Sosa, uno di noi. Questo Grazie. è quello che dicevo in precedenza, l'amore dei tifosi del Napoli. Roberto, ma quotidianamente i tifosi del Napoli, l'amore dei tifosi del Napoli, lo senti, lo vivi, lo percepisci? Sì, anche perché poi io vivo a Napoli e quindi anche se quando stavo in Argentina o nella mia ultima parentesi che ho allenato negli Emirati Arabi, sono tornato per le feste natalizie appunto, eventualmente la mia ragazza è napoletana, quindi sto spesso in questa meravigliosa città, mi trovo bene, i tifosi si ricordano ancora quegli anni passati, soprattutto in Serie C, anche se io poi ho giocato anche in Serie A e in Serie B e loro si ricordano la sofferenza di aver passato quei 2 anni in Serie C, poi la risalita che ci ha portato in Serie A e poi chiaramente il Napoli è esploso come meritava di essere quest'anno, primo in classifica e giocando il miglior calcio anche in Europa. È un Napoli che quest'anno sta lottando, Gennaro, per il vertice. Noi a breve ovviamente daremo anche le formazioni ufficiali. Napoli che è in testa alla classifica con un distacco davvero molto, molto importante dal Milan. È un qualcosa che consentirà agli azzurri, questo distacco, di poter restare in vetta fino alla fine? Ci credi veramente? Guarda, ma in primis il Napoli adesso ha un vantaggio rispetto alle altre comunque consistente, no? Perché si parlava di questa sosta che poteva favorire chi inseguiva il Napoli, ma questa sosta può favorire anche il Napoli, perché comunque adesso si prepara con tranquillità quello che è il ricominciare della stagione. Si va a Milano con l'Inter che ha l'obiettivo di fare il risultato al 100%. Napoli va a Milano consapevole della forza che ha del gruppo, della forza che ha creato Spalletti, quindi io credo che facendo i risultati a gennaio, magari non vincendole tutte, perché ovviamente non è che puoi vincere tutte, ma Certo. andando a Milano, giocare con la Juventus e non perdere, può veramente poi far ambire il Napoli a vincere il campionato, perché oggi, come oggi, sta dimostrando la squadra più forte del campionato. Nessuno se l'aspettava, ma oggi la realtà è questa qua, che è stata la squadra più continua, più concreta del campionato, con
parliamo anche di idee di gioco totalmente diverse dalle altre, perché il Napoli oggi è la squadra più europea che c'è in Italia e lo sta dimostrando in Italia, lo sta dimostrando in Europa, che comunque è una squadra che piace, che si diverte. Certo. Quindi io tutta questa cosa, poi soprattutto no, della stampa italiana che vuole mettere pressione alla squadra di Spalletti, ma le pressioni ce l'hanno le società e le squadre che hanno fatturati e hanno obiettivi stagionali diversi da quello che inizialmente aveva il Napoli. Andiamo a leggere le formazioni ufficiali perché ne parlavamo appunto in precedenza, ci sono già da un bel po', fra circa 18 minuti comincerà il match, Argentina in campo, le scelte di Scaloni sono con un 4-3-3, Martinez, Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acugna, De Paul, Rodriguez, McAllister, Di Maria, Lautaro e Messi. Messico invece con il 3-5-2 cambia l'Argentina ma cambia anche Martino, il Tata Martino, gioca Ochoa che è il calciatore che sempre nei mondiali si mette in mostra, così come ha fatto anche nella scorsa gara con la Polonia. Poi c'è Montes, Moreno e Gallardo in difesa, Araujo, Herrera, Guardado, Chavez, Alvarez, Vega e Lozano la coppia d'attacco. Ecco, con il Pampa abbiamo commentato l'inizio delle formazioni. Abbiamo però, mi dicono dalla regia, il collegamento e allora andiamo subito ad accogliere un argentino doc come il Pampa Sosa, un calciatore al quale tengo particolarmente, essendo stato con me alla Juve Stabia qualche stagione fa, un calciatore che ha vestito tra le altre anche la maglia del Chievo Verona, del Crotone, ma al tempo stesso ha scritto una pagina indelebile del calcio catanese, perché in pratica dalla Serie A alla Serie D è sempre stato con il Catania. Sto parlando di Mariano Izco. Ciao Mariano! Ciao, buonasera a tutti. Ciao grande Mariano, come stai? Bene, tutto bene, qua con un po' di ansia. Immagino. Mariano, ti faccio salutare sicuramente un amico, un calciatore come te che conoscerai sicuramente. Guarda, te lo faccio vedere nelle immagini, magari con Emanuele e Bernardo te lo inquadrano. Vediamo, eccolo qua. Sono passati gli anni, Oh. Gli anni passano per tutti. No. Certo, Ciao, sì, Mariano. abbiamo giocato, mi sa, qualche partita. Sì, Certo, mi sicuramente. ricordo. Sì, abbiamo Due giocato. grandi in collegamento, cioè io sono Gennaro, cioè io e te secondo me in questo momento siamo un pochino di troppo. Due grandi in collegamento, ovviamente non altrettanto lo è anche il mio amico Gennaro Ciotola. Mariano, io so che tu sei in ansia per la partita, quindi ti tengo soltanto pochi minuti e ti lascio per la gara, però non posso non farti qualche domanda. A cominciare da questo Argentina-Messico, cosa ti aspetti dalla gara? La prima con l'Arabia Saudita per l'Argentina non è andata bene. No, sicuramente non è andato benissimo, ma oggi una partita che soprattutto dell'atteggiamento, soprattutto, poi è sempre calcio, però oggi io penso che l'Argentina darà tutto, sarà arrabbiata, quindi penso che sarà una partita tosta. Mariano, è una domanda che farò dopo anche a Roberto. Comincio a farla a te. Si continua sempre a paragonare Lionel Messi a Diego Armando Maradona. Tu da che parte stai? Diego ha scritto la storia, Messi non l'ha ancora questo fatto. paragone, no, ma quello lo dobbiamo lasciare, diciamo che non è per dire del calcio, perché è inutile fare questo paragone. No, non ha senso Sì. proprio. Tutt'altra storia Maradona. Secondo me. Sì, poi un gusto, io posso dire Maradona, ma stiamo parlando di due periodi diversi, Certo. che poi uno può avere più carisma, poi generare altro, perché Maradona piaceva anche quando piangeva, lo vedi piangere è pure bello, però qua stiamo parlando di due cose diverse e speriamo che Messi possa, no, almeno superare questo gruppo e poi si vede.
Cosa ha rappresentato per te, Mariano, Diego Armando Maradona? No, penso che di tutti quanti è stato il nostro idolo da piccolo, no? Il massimo, quindi c'è poco da dire. Hai comunque un punto di legame tu con Diego Armando Maradona, perché hai avuto lo stesso agente. Bravo, sì, sì, io sono arrivato qua in Italia con Giorgio Sisterpini da piccolo, poi purtroppo ha avuto questa cosa che mi dispiace tanto, ma è una grande persona, Giorgio. Hai mai avuto contatti con Diego? No, 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 l'ho visto fare qualche foto quando ero piccolo, ma non ho avuto il piacere, diciamo, di stare a cena o in qualche riunione. Ieri è stato comunque un momento delicato, un momento comunque di passione per il popolo napoletano e il popolo argentino perché era il secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. Ecco, ci hai raccontato che cosa era per te, ma nello specifico nella giornata di ieri che cosa hai provato? Un po' di tristezza sicuramente. Sì, sì, perché ci manca a tutti, poi come è andato via non è stato bello, ma io adesso mi sto guardando anche documentari che già ho visto 100 volte e vedere la gente napoletana, soprattutto come lo vogliono bene, fa molto piacere. Mariano, di questo Napoli invece che cosa mi dici? Napoli in testa alla classifica, la squadra di Luciano Spalletti diverte. No, loro hanno sorpreso a tutti perché mantenere questo ritmo fino quasi dicembre non era facile, quindi io penso che daranno da parlare e penso che se la giocano fino alla fine. Secondo te la squadra da temere? Io dico sempre nella difficoltà, la Juve è là, alla fine è stata molto criticata, ma è sempre là, quindi penso che loro. La svolta di Mariano Izzo in campionato, nel massimo campionato, è arrivata con il gol alla Juventus. Me lo spieghi, me lo racconti quel momento, Mariano, che cosa ha rappresentato per te? No, al di là che è stato il primo gol mio in Serie A, che non si scorda mai, è stato un gol particolare perché è stato il 22 dicembre e noi avevamo 9 punti, quindi quasi retrocessi. E alla fine nel girone di ritorno abbiamo fatto benissimo, ci siamo salvati con 2 giornate d'anticipo, quindi me lo ricordo molto bene. Hai girato sicuramente un po' l'Italia dal nord al sud, sei stato anche nella mia Juve Stabia e ricordo ovviamente quel periodo trascorso insieme a te, però hai scritto una pagina indelebile a Catania, vivi tra l'altro a Catania, che cosa rappresenta Catania per te? Se possiamo dire è un po' quello che rappresenta Napoli per il Pampa. Sì, guarda perché è stata la prima volta che arrivo qua in Italia, sono arrivato a Catania, ho vissuto l'8 anni di Serie A, quindi mi sono legato molto alla città, mia moglie è qua di Catania, quindi diciamo che mi sento un po' catanese. Roberto, sai che Mariano a casa, non so, penso che ce l'abbia ancora, io lo ricordo perché me lo raccontava quando era alla Juve Stabia. A casa a Catania lì ha delle poltrone con le magliette sopra e poi hai un videogame antico, storico, ce l'hai ancora Mariano? Sì, 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 ce l'ho, adesso stanno sempre giocando i bimbi là, Ah, che si ecco. divertono. È un appassionato quindi anche di videogame, sei? No, ma sono quei video che a nostra epoca giocavamo al Family Game si chiamava. Sì. Quindi sono tutti quel tipi di giochi che sono belli, dai, che ti diverti. E quel quadro con le due maglie del Catania grande? Ce l'hai ancora? Sì, 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 ce l'ho perché sono quelli due, no, le prime maglie che ho usato, quindi volevo tenerle come ricordo.
Anche io ho la maglia di Mariano Izzo, la maglia della Juve Stabia di Mariano Izzo. Quella era tra l'altro anche una partita particolare perché ricordo era a Cremona in occasione di una manifestazione legata, di un evento legato ai bambini per beneficenza. Ti rubo soltanto altri 2 minuti perché ho 2 curiosità, una che riguarda il Crotone. Cosa non è andato a Crotone? Perché tutta quella panchina, Mariano, a Crotone? Non la meritavi, lo dico io. Sì, no, al di là, là è stato penso l'unico anno che ho avuto tanti problemi, non fisici e muscolarmente, perché può capitare, traumi. Ho avuto traumi, caviglia, mi hanno tagliato un compagno che ovviamente non è stato a posto, il tendine, quindi ho perso tanto tempo. E poi tante volte quando non riesci a prendere la condizione e la squadra non andava benissimo, mi sono ritrovato a giocare poco e quindi che forse era giusto così, non è che le do colpa al mister o a qualcuno. Purtroppo capita che durante la carriera c'è un anno che mi va male. Roberto, tu a Napoli con i compagni di squadra lo avevi un gruppo magari chiamato in qualche modo particolare, dove vi prendevate in giro, dove magari eravate in contatto continuo? Ma noi... Su WhatsApp magari. Ma in quegli anni non so se c'erano i gruppi di WhatsApp. È vero, questo è vero. Mi sa che c'erano ancora, vabbè, non è che sto parlando da 50 anni fa, però 2004-2008 ancora non si portava tutti questi social che si portano adesso. Noi ci menavamo sul campo, negli allenamenti non finivamo mai quelli che iniziavano perché appunto la forza di quel Napoli della Serie C alla Serie A è stata quella di fare degli allenamenti praticamente una battaglia per poi trasformare una guerra la domenica, quindi noi ce le dicevamo le cose invece di mandare i messaggi come adesso faccia a faccia sul campo. Mariano, invece tu col Papu e tutti gli altri, questo Catania dei record, ce l'avete ancora questo gruppo WhatsApp? Sì, diciamo che io ho vissuto un po' quello del Pampi e quello di adesso, no? Che nel senso che te Sì. menavi, ma poi rimaneva campo, nessuno veniva a saperlo. E poi sì, questo gruppo di argentini ce l'abbiamo ancora perché, vabbè, eravamo tanti, quindi abbiamo fatto un bel rapporto con tutti, quindi ci sentiamo spesso. Squadre sul terreno di gioco e allora Mariano io ti lascio salutare il Pampa Sosa e Gennaro Ciotola, cominciamo dal Pampa. Ciao Mariano, spero che continui bene, ti vedo bene. Vamos Argentina, carajo, ¿qué otra cosa te posso dire? Bravo, un saluto a tutti e grazie della ospitalità. Gennaro, vuoi salutare anche Ciao tu? Mariano, buona serata e forza Argentina per stasera. Ciao, grazie. E io voglio ringraziare Mariano Izzo, grazie Mariano, a presto, alla prossima. Grazie a Mariano Izzo, ex calciatore tra le altre anche della mia Juve Stabia. Squadre sul terreno di gioco, ci sono gli inni, c'è l'inno nazionale argentino in questo momento, il Pampa Sosa si tocca i capelli, beato te che puoi perché io e Gennaro Ciotolo abbiamo lo stesso barbiere, tutti e due, però io lo dico sempre Gennaro, questa è scelta. Cioè noi possiamo sono scelte. Però il nervosismo ovviamente nel Pampa Sosa comincia a salire, speriamo che tutto possa andare per il verso giusto, è per questo che allora io a Gennaro Ciotola, mentre c'è l'inno nazionale argentino, chiedo, li abbiamo visti insieme, in campo ci sono Messi, Lautaro e ovviamente Di Maria. In panchina abbiamo visto Dybala e il Papu Gomez. Vuoi sapere quello che penso? Sì, il che lo Ciolito deve essere convocato perché tu una prima punta non ce l'ha. C'è una vera prima punta. Correa dell'Atletico sì, non è una prima punta. Pure con la partita con l'Arabia, no? Magari gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, mettevi il Ciolito dentro, un cross, un qualcosa. È stata una scelta secondo me un po'... non l'ho capita, perché tu un attaccante di ruolo, il Pampa mi può correggere, non ce l'ha l'Argentina in questo mondiale. Sì, dal punto di vista tattico c'è solo Lautaro,
perché Julián Álvarez può giocare più da seconda È più una punta seconda che un o altro, d'esterno, sì. però Sì. il fatto è che nelle convocazioni di Scaloni lui non ha scelto, perché Simeone il Ciolito poteva fare anche 30 gol e non l'avrebbe convocato comunque, lui ha scelto il gruppo, quello che aveva vinto la Coppa America, quindi ha puntato su quei ragazzi. Certo, se mi fai scegliere a me pure io l'avrei portato perché se lo meritava, perché, per caratteristiche, però lui ha scelto nel momento che ha lasciato fuori Correa per infortunio, ha scelto Thiago Almada, Sì. che tra l'altro aveva partecipato in qualche gara premondiale, quindi lui ha deciso per il gruppo e non per chi probabilmente stava facendo meglio o lo meritava. Invece Gennaro, a te chiedo, ecco, questo Messico invece in campo ha dei calciatori, Lozano ovviamente lo sappiamo, ma dei calciatori altrettanto validi, Vega su tutti. Ecco, è quello il calciatore da tenere sott'occhio per l'Argentina stasera? Sì, sicuramente il Messico è sempre stata una squadra ostica, poi penso che ci sia comunque rivalità tra le due nazioni, quindi se l'Argentina fa l'Argentina stasera non vedo, perché poi a livello di qualitativo parliamo di due squadre completamente diverse, quindi Certo. se l'Argentina dimostra quello che i primi 20 minuti con l'Arabia ha fatto l'Argentina, poi dopo è calata totalmente, perché poi su quelle partite con l'Arabia strane, perché il primo tempo può finire pure 6-0 per l'Argentina e finisce tutto. Poi il mondiale è questo, però se parliamo di qualità non c'è nessun paragone tra le due, con tutto il rispetto di Vela, sì, un buonissimo giocatore, ha fatto una buona carriera, ma l'Argentina è un'altra cosa. L'Argentina è un'altra cosa e allora sai che facciamo? Diamo un po' di numeri, non perché sono impazzito, ma diamo un po' di numeri, di statistiche che riguardano questa sfida tra l'Argentina e il Messico. Si sono affrontate tante volte anche perché spesso il Messico è stato invitato a partecipare alla Coppa America come nazione ospite, proprio al torneo continentale sudamericano. Infatti risale l'ultima vittoria messicana 1-0 firmata da Ramon Morales. Da allora l'Argentina ha collezionato 7 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 3 amichevoli sotto la guida Scaloni. L'Argentina ha segnato 8 gol e non ne ha subito neanche uno. Ecco Pampa, è questa una chiave di lettura? Cioè il Messico nei confronti dell'Argentina ha un gap che è davvero molto, molto elevato. Sì, questo bisogna dirlo senza paura, senza essere scaramantici, perché sono numeri che sono già fatti. Il Messico ha più possibilità nella sua storia di battere il Brasile. Sai quando giochi contro quelle squadre che magari non lo so perché, ma riesci a batterle o a fare partite. Invece con l'Argentina hanno sempre sofferto, speriamo che continuino a soffrire anche questa sera, però non lo so, per caratteristiche, per personalità, magari il calcio messicano è abituato a fare più bella figura contro il Brasile non che contro l'Argentina, però va bene. Oggi per me questa è una partita di ottavi di finale, non è neanche una partita di gruppo, perché chi perde probabilmente è fuori. Il pareggio rimane qualche possibilità, ma molto, molto lontana, ma secondo me o vinci o perdi, insomma. Sì, perché il pareggio alla fine sostanzialmente non serve dopo che ha vinto la Polonia servirebbe a poco, serve di più al Messico, perché se il Messico poi vince contro l'Arabia si qualifica, invece l'Argentina sarebbe troppo difficile un pareggio affrontare poi la Polonia. Come vi ho detto potete tranquillamente scrivere i vostri messaggi sul nostro canale YouTube, sarò pronto ovviamente a leggerli in diretta. Il match sta per partire, io voglio salutare calorosamente nonna Angela e nonno Michele, i nonni di Michele Picardi, calciatore della Juve Stabia. Intanto il match è partito con subito la palla lunga terminata sul fondo. Sì, infatti mi dispiace che Martino, vabbè, sono 10 secondi, no? Però con questo atteggiamento nei primi 10 secondi ti fa vedere che è cambiato tutto, perché non è abituato il Messico a giocare con queste palle lunghe, se non hai la punta centrale. Chiaramente poteva giocare Jiménez o Funes Mori, ha cambiato, ci tiene, certo, lui è argentino ma allena il Messico e ci mancherebbe altro. Magari vuole sfruttare la profondità del Chucky.
l'unica Sì, idea che mi posso fare, sì. no? Giocando così. Però io su Lozano giocherei più palla al piede, no? Insomma, su Vega lo stesso. Quindi, vabbè, sono i primi 10 secondi, magari poi cambia tutto. Eh sì, la gara che è cominciata soltanto da neanche un minuto, l'Argentina in possesso del pallone, l'apertura è verso destra, Argentina che ovviamente si muove con quei tre là davanti, ora Di Maria è stato atterrato, guadagna calcio di punizione, quei tre là davanti Gennaro fanno letteralmente paura, cioè un tridente come quello è un qualcosa di allucinante, da Parliamo- brividi quasi. Stiamo parlando di Di Maria, penso che è l'esterno più forte degli ultimi 10 anni, no? Sì. Messi non fa classifica, no? In quello che è successo in questi anni, perché è un giocatore che, lasciamo stare il paragone con Maradona, ma in questa epoca è il più forte di tutti. Roberto, ma come te lo spieghi questo sali-scendi di Messi quando veste la maglia della nazionale? Allora, in Argentina c'è una pressione feroce contro questo ragazzo. Nel suo passato, fatto sempre nel Barcellona, un po' per chi lo critica lo ha sempre un po' penalizzato, però lui si sente più argentino di tutti, insomma. Certo. Lui vuole giocare sempre con la nazionale argentina, lo stesso vale per Di Maria, tante altre volte criticato, ma diciamo che nell'ultima Coppa America lui si è tolto un grande peso, vincendo questa Coppa America che mancava l'Argentina per quasi da 30 anni, un po' come l'europeo mancava l'Italia, e quindi per quello dico che lui si è tolto il peso più importante. Io l'ho detto anche prima di iniziare questo mondiale, se l'Argentina, adesso me lo auguro perché ha bisogno di vincere, se arriva ai quarti di finale farà un grandissimo mondiale, perché ti ripeto, l'obiettivo principale del ciclo Scaloni era la Coppa America, poi chiaramente una volta se arrivi lì te la giochi. L'appetito viene mangiando. Te la giochi, però se l'Argentina arriva ancora di più stasera ai quarti di finale io sarei contentissimo. Ma anche perché se parliamo di qualità delle rose, io penso stasera che... non c'è paragone. No, in generale, no? in generale. Brasile, Sì, Brasile, Francia, io ci metto Argentina e Germania. la Spagna, La Spagna però. anche. La Spagna però è iniziato un nuovo ciclo, Fa no? paura Che però la fa Spagna. paura sicuramente. 80% di Ma lo possesso stesso, guarda, io lascio stare il risultato di ieri, che poi stanno capitando risultati veramente Il particolari. mondiale è strano, Esatto, questo è il mondiale però strano. io non sottovaluto l'Inghilterra, perché l'Inghilterra veramente è una buona squadra. C'è un dato statistico comunque che l'Argentina quando perde la prima gara del mondiale poi dopo fa bene in corso d'opera, quindi magari noi ci aggrappiamo a qualsiasi cosa, Pampa. Sì, il ricordo va a Italia 90, certo. sicuramente Argentina-Camerun, con Diego in campo, Caniggia, perdemmo 1-0 e poi arriviamo in finale. L'ultimo mondiale pure non ha fatto bene con l'Islanda, pareggiando 1-1, sbagliando Messi un rigore, però poi ci beccamo la Francia agli ottavi, se non mi sbaglio, cosa che potrebbe anche capitare anche in questo girone, se l'Argentina vince stasera potrebbe capitare la Francia, quindi c'è Orsato come arbitro, Sì, arbitro stasera, italiano, vediamo, speriamo bene. Qui c'è Vega che è stato fermato perché ha allargato il braccio mentre se non vado errato era De Paul che provava a rincorrerlo per fermarlo Montiel, perché Montiel. sì, Montero, sì, perché era in pratica andato via, ha allargato il braccio ma- per prendere posizione, ma non mi sembra niente No. di eccessivo ed effettivamente stava scappando il Messico in un 2 contro 1 con Lozano dall'altro Si era lato. messa male la difesa dell'Argentina su questa ripartenza del Messico, e questo che poi non deve succedere. Ma io credo che sia scelta proprio no, del commissario tecnico dell'Albiceleste quella di attaccare con veemenza nell'inizio, perché effettivamente erano scoperti dietro. Sì, in questi giorni si è parlato molto appunto di questa formazione del Messico e loro chiaramente giocano un po' con la disperazione che ha l'Argentina in questo momento. L'Argentina ha un solo risultato, il Messico potrebbe pareggiare, vince con l'Arabia e si qualifica, quindi
il gioco tattico, il pretattico che si è fatto in settimana, chiaramente Vega e Lozano, lo abbiamo visto anche se qua era fallo per l'Argentina, sono molto veloci, quindi adesso si gioca più palla, è stato solo un'immagine, quei 10 secondi con la palla lunga, adesso giocano veloci, palla a terra. Intanto viene inquadrato proprio Messi, e lui ovviamente il calciatore più rappresentativo di questa Argentina. Però Gennaro, nell'Argentina c'è una vecchia conoscenza del campionato italiano come Rodrigo De Paul, un calciatore che a lungo è stato seguito anche dal Napoli, che aveva provato in passato a portarlo all'ombra del Vesuvio, salvo poi vederlo lasciare l'Udinese e andare all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ecco, un calciatore del genere avrebbe fatto non comodo di più al centrocampo del Napoli. Stiamo parlando che in Italia nell'ultimo campionato con l'Udinese ha spostato molto gli equilibri, no, della squadra friulana, sì. quindi si è meritato questa occasione di andare a giocare comunque in un club di livello assoluto. Ha avuto un po' di difficoltà iniziali, però mi sembra che col tempo sta cominciando, sta dimostrando quello che è poi il suo reale valore. Però Intanto il vi Messico faccio una domanda io. Sì, Pure a me piace moltissimo De Paul, sì. ma in questo Napoli chi levi a centrocampo? In questo Napoli non toglie nessuno dal centrocampo. Oggi perché no, però se andiamo a voi ad quando analizzare è stato trattato No, ok, effettivamente... Però Zielinski ha fatto sempre, soprattutto poi nell'ultima stagione, quella che doveva arrivare De Paul, no? sì. Era un giocatore che faceva una prestazione da 7 Ok, e 3 da sì, 5. sì. Magari io come collocazione l'ho sempre visto nello stesso ruolo di Zielinski. Tanto il Chucky Lozano guadagna un tiro dalla bandierina, sarà calcio d'angolo per il Messico, El Tri, così è soprannominata la nazionale messicana, pronta a battere il calcio d'angolo, lato destro dell'attacco, in area di rigore si sono portate anche le torri per andare ad impattare di testa, a cercare di trovare l'azione pericolosa che però non è andata a buon fine perché l'Argentina ha liberato la propria area di rigore. Messico che continua però a gestire il pallone con il proprio capitano, con il numero 18 Guardado, salta il suo avversario, viene messo giù, calcio di punizione ancora per il Messico, il Chucky Lozano. Nella scorsa live reaction abbiamo commentato anche il Messico, una domanda per tutti e due, perché con l'agente esperto di mercato messicano Monfrecola abbiamo cercato di collocare in campo il Vingo Lozano. Ecco Pampa, noi nel Napoli lo vediamo giocare sempre a destra, però ci diceva Monfrecola, se vogliamo che Lozano faccia tanti assist lo dobbiamo lasciare a destra, se lo vogliamo vedere in doppia cifra come gol lo dobbiamo mettere a sinistra, ma a sinistra c'è quel Kvicha Kvaratskhelia. Sì, la stessa domanda che facevo prima in riferimento a De Paul, insomma. Intanto attenzione, Ho trattenuto il perché respiro per un attimo, scusate. infatti tra la palla che ha attraversato tutta l'area di rigore si è spenta sul fondo. Quindi è vero, è un ragazzo che può giocare sia a destra che a sinistra, secondo me potrebbe giocare in un 4-4-2 come seconda punta, giocando del lato destro chiaramente per il suo piede fa più cross, invece giocando di questo lato potrebbe rientrare e tirare. Però in questo momento chi toglierebbe? Cioè, a chi togli? Cioè, togli a Kvaratskhelia. Il Napoli è una macchina perfetta in questo momento, quindi lasciamola così come sta. Chiaramente speriamo che lui possa finire la sua, diciamo così, maturazione a Napoli per diventare un giocatore più forte di quello che è. Gennaro? Allora, io mi ricordo che nel Mondiale del 2018 il Chucky fece molto bene come esterno a sinistra col Il Messico. famoso mondiale dove Ancelotti se ne innamorò. Esatto. Poi con Ancelotti viene utilizzato spesse volte come attacco a due, Sì. se ti ricordi. Sì. A destra invece col Napoli ha avuto la collocazione, tra virgolette, dai tecnici precedenti dove soprattutto quest'anno
mi sta piacendo molto. È un giocatore duttile che comunque può essere utilizzato in varie posizioni dell'attacco, quindi quando sono questi giocatori così è sempre un bene per gli allenatori, che giochi destra o sinistra, o qualche volta, che non capiterà mai con Spalletti, giocare a due, è un giocatore che ti dà sempre comunque un po' di garanzia. Un calciatore che è entrato nella storia del mondiale e che continua a macinare record sul record è l'alter ego di Lionel Messi ed è Cristiano Ronaldo, che ha fatto gol anche con la maglia del Portogallo nella gara inaugurale per il Portogallo, nel 3-2 finale di qualche giorno fa sul calcio di rigore, e ha scritto un'altra pagina di storia perché ha segnato in 5 edizioni del mondiale differenti. Cristiano Ronaldo ha messo insieme 118 gol con la maglia della nazionale, e la maggior parte, tra l'altro, tutti segnati dal 76esimo allo scadere del match, quindi c'è anche questo dato statistico. Messi ne ha fatti di meno, ne ha fatti 7 per esempio in un mondiale, mentre Cristiano Ronaldo ne ha fatti 11. Però Cristiano Ronaldo e Messi si contendono sempre il pallone d'oro, anche se adesso l'ha vinto Benzema. Dove vi voglio portare, Pampa e Gennaro? C'è un talento che forse sta cominciando a sfiorire ed è quello di Cristiano Ronaldo. All'Old Trafford hanno addirittura tolto la sua immagine dallo stadio. Secondo voi non è forse arrivato il momento che un campione del genere possa dire: ho fatto tanto, ho fatto tutto, magari mi fermo? Innanzitutto è senza club e questo dispiace, ma io penso che un giocatore che fa del suo fisico la sua arma più importante, una macchina perfetta, Cristiano Ronaldo. Sì, certo. Io lo metto a livello di Messi, a livello di Mbappé, a livello di Neymar, e probabilmente mi sfugge Haaland del Manchester City, insomma. Lo sai, quei tipi di calciatori che poi hanno avuto una vita così organizzata dal punto di vista fisico, dell'alimentazione, del curare il proprio corpo, secondo me possono giocare ancora qualche anno. È forte, dai, secondo me a gennaio lo vedremo giocare in qualche club, non ho dubbi. Una domanda sciocca: secondo voi smette prima Messi o smette prima Ronaldo? Diciamo che Messi ha 2 anni in meno, quindi mi aspetto sì, che magari termina prima Ronaldo. Allora, Ronaldo è calciatore umano. Secondo me smettono insieme. Non lo so, io spero che non smettano mai, guarda, la verità, perché è la bellezza del calcio. Ronaldo è calciatore umano che ha spostato di più gli equilibri negli ultimi anni, perché calciatore straordinario, un giocatore, un atleta formidabile. Invece Messi è un calciatore che è stato creato da Dio, ok? E questa è la differenza, perché Messi tutto quello che nessuno ce l'ha insegnato. Cioè Messi è un giocatore fenomenale perché è nato così. Invece Ronaldo si è costruito col tempo, con il lavoro. Per questa è la differenza tra i due. Ronaldo è una macchina. Bravo. Ronaldo è una macchina, invece Messi è volere di Dio. Una macchina anche di soldi. Cioè Messi è nato e gli è stato detto che doveva giocare a calcio. Perciò c'è stato sempre questo paragone con Maradona, che non... però è quello che più si avvicina. Cioè Messi è quello che più si avvicina a Maradona. Però il paragone non esiste, perché Diego è il figlio di Dio. Invece Messi è un giocatore proprio voluto da Dio per giocare a calcio. Questo è il mio pensiero, perché ti dico che tra Messi e Ronaldo, cioè se parliamo a livello qualitativo, cioè Messi è calcio. Ronaldo invece è quei giocatori che atleticamente forti, fisicamente
fa la differenza per via del fisico. Esatto, esatto. Ecco. Questa è la cosa. Sono d'accordo con la penultima affermazione di Emanuele Bernardo che mi parla in cuffia, mentre mi trovo totalmente in disaccordo con quello che mi ha detto Biagio Barone, questo per inciso per i nostri due registi. Allora, noi a breve andremo ad avere un altro collegamento tra circa 10 minuti più o meno, poi Pampa, io ho preparato qualche domanda per te, ma al momento commentiamo la gara, poi all'intervallo magari sei un po' più tranquillo e quindi ci possiamo divertire un pochettino. Vado a leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici a casa. Francesco Varriale dice: Messi è forte, anzi è fortissimo, ma per favore non facciamo paragoni con Maradona perché lui era immenso. Poi un saluto a Romina Miranda che ci sta guardando dall'Argentina e che dice anche Vamos Pampa. Ciao ragazzi, ciao a tutti Mary, ok? Poi andiamo a vedere qualche altro messaggio, eccolo qua, vediamo. Maradona soprattutto, dice Jenny Lopez. Diego con noi, Forza Azzurri, Azzurri ovviamente Hernan, Azzurri Napoli, perché tra l'altro poi Hernan con la bandierina del Messico non credo che possa tifare per l'Argentina, Pampa. Quindi penso che abbia fatto, come si dice a Pordenone, una mischia francesca, si dice così. Allora poi Family Game, scrive Romina Miranda, ancora. Vediamo. Ciao Ciro, un saluto a te. Tony Mad, anche un saluto a te. Ancora Argentina, sempre così. Vogliamo vincere. Alessio Ricciardi. Beh, tanti messaggi. Che poi Alessio Ricciardi chiede anche chi è il numero 10 del Messico. Il numero 10 del Vega. Messico è quel Vega Sì. che abbiamo appunto detto in precedenza. Intanto qui uno scontro tra Lautaro Martinez e il capitano del Messico che si tocca la testa, ma che in realtà però la testa infatti. non è stato colpito. No, Infatti, aveva fischiato poi fuori gioco prima Orsato, per quello ecco. Però non è successo nulla lì. Ochoa in una maglia rossa sgargiante, colore invece classico delle maglie per quanto riguarda i 22 in campo, verde con pantaloncino bianco e calzerotti rossi per il Messico, mentre la classica maglia dell'albiceleste dell'Argentina con il bianco e l'azzurro, con il pantaloncino invece di colore nero e i calzerotti invece bianchi. Questa De Paul, dice Diego Salimbene, De Paul inguardabile in questi primi 18 minuti. Purtroppo non sta facendo delle belle prestazioni nelle ultime partite con la nazionale argentina. E neanche questa partita, però non parlo solo di De Paul, non mi sembra l'atteggiamento giusto per l'Argentina. Mi dispiace dirlo quando devi vincere a tutti i costi. Mi sembra più sicuro il Messico, più tranquillo, più sereno, appunto perché loro hanno 2 risultati e quindi mi aspettavo, devo dire la verità, un atteggiamento diverso della mia Argentina. Chiaramente basta anche vincere 1-0 eventualmente, però l'atteggiamento non mi sembra quello giusto né di De Paul né del resto dei compagni. Gennaro, noi Sono abbiamo partite visto che vengono sbloccate a livello proprio individuale, cioè ci vuole la giocata Ci vuole Messi. ci vuole Messi, ci vuole Di Maria, Sì, ci vuole perché anche Di Maria la potrebbe sbloccare. l'approccio della gara però è stato totalmente diverso, perché noi abbiamo visto un'Argentina subito forte, andare a pressare, andare a creare, poi negli ultimi minuti il Messico è venuto fuori. Diciamo che il Messico sembra più squadra, Cioè, in che questo c'ha più momento il pallino del gioco, fraseggia, invece l'Argentina un po' di meno, per questo ho detto ci vuole poi la giocata individuale che la può sbloccare. Pampa, però si gioca un mondiale anomalo, perché si gioca in inverno, si gioca in Qatar con tante polemiche, tante situazioni
particolari, questa fascia da capitano che non è stata concessa nell'utilizzo ovviamente ai capitani delle varie nazionali, l'abolizione dell'alcol dallo stadio, e forse questa è l'unica delle cose buone che hanno fatto fino a questo momento in Qatar, le polemiche per la costruzione degli stadi. Tra l'altro nel prepartita c'è un cantiere che ha preso fuoco proprio nella zona dello stadio dove stanno giocando Argentina e Messico. Un mondiale all'interno di un campionato, ma non è strano? Sì, tutto quello che hai detto è giusto. Purtroppo ci sono delle questioni che non le dovremmo neanche parlare. Sì, però il calcio è un business e questo mondiale è stato deciso di fare più di 6-8 anni fa, mi sa. Sì, 220 miliardi di euro. Quindi, cioè, personalmente lamentarsi adesso non ha molto senso, perché tutti hanno accettato di andare, tutti abbiamo accettato di guardarlo in questo caso. Restando il fatto che sì, quello che succede è inaccettabile nel 2022, no? I diritti umani che praticamente sono per terra, i diritti umani, quindi, però, ripeto, questo è un business ed è stato accettato di tutti in un momento stranissimo che non succederà mai, un altro mondiale in questo periodo che ferma tutto e tutti. Gennaro, ma va anche detto, intanto c'è un'ammonizione per il Messico su fallo su Messi, se non vado errato, se ho visto bene, c'è il cartellino giallo per Araujo. Ti chiedo, Gennaro, sempre riguardo quello che è il discorso del mondiale, qui ha alzato la gamba, quindi effettivamente c'è fallo, era su Acuna, non su Lionel Messi. Ti chiedo, forse è un'opportunità persa per i qatarioti? Mi spiego meglio, perché magari si poteva accogliere un modo di vivere, come dire, accogliere una popolazione differente, tante popolazioni differenti, e portare i propri costumi all'interno di una nazione, aprirsi un pochino in più. Invece io ho visto una sorta di chiusura. Per me è allucinante anche che vadano a prendere dei tifosi in affitto per colorare le strade, e poi sembravano tutti quanti uguali, fatti con lo stampino. Il discorso è abbastanza chiaro, no? Come ha detto il Papa, il calcio è business, e oggi il calcio è in mano agli sceicchi, no? Oggi le maggiori società mondiali sono gestite prevalentemente da sceicchi. Quindi la FIFA ha consentito, visto che sono quelli che oggi ci rimettono più soldi nel mondo del calcio, ha consentito di fare il mondiale a casa loro. Cioè questa è la spiegazione che mi do, non è un'altra sinceramente. E allora hai detto la parola FIFA, io ci aggiungo anche la parola UEFA, e mi viene da fare una domanda che avrei fatto sicuramente dopo, a tutti e due l'anticipo. Diego Armando Maradona l'aveva detto, perché nessuno gli ha creduto? I poteri non solo nella FIFA, nel mondo, nella politica del calcio. Ci sono poteri che hanno fatto star fuori Diego, perché Diego allenato in Argentina, perché il Gimnasia Esgrima La Plata, che è il mio club, le ha aperto le porte, non gliele ha aperto un altro. E noi ce lo siamo goduti al 100%. Lui lo aveva già detto prima di tutte queste cose, qualcuno gli dà ragione oggi. Ma è troppo tardi. È un po' tardi, però questo ti fa capire che ci sono dei poteri che possono buttare giù qualsiasi cosa. Collovati che dice no, Diego lo diceva, aveva ragione. Perché non l'ha detto Gennaro 20 anni fa? Guarda, ti ricordo, il mondiale del 94 è stato fatto in America, no? Che in quel momento l'America era la nazione che stava poi, tra virgolette, creando il calcio nel loro continente, perché in pratica l'America
era solo football, era solo altri sport, quindi già c'era qualcosa di anomalo in quel mondiale. È la stessa cosa che si è creata nel mondiale di quest'anno, no? Dove le superpotenze vogliono crearsi presupposti di onnipotenza nel calcio e così sta avvenendo. All'epoca nell'America e adesso negli Emirati Il prossimo Arabi. mondiale, tra l'altro, è negli Stati Uniti, Canada e pure anche nel Messico, quindi insomma andiamo verso, non è che andiamo verso il business c'è già da sempre, soltanto che adesso viene sfruttato forse in un 1000 per 1000, insomma, neanche il 100%. Io vi voglio leggere un dato statistico che abbiamo già dato nella scorsa live reaction che riguarda appunto i costi. Lo dicevo in precedenza che questo mondiale in Qatar è costato 220 miliardi di dollari. Se noi partiamo dal 1994, il mondiale negli Stati Uniti che dicevate in precedenza, quello è costato 500 milioni. Francia 98 è il primo mondiale che ha sforato il miliardo di dollari, parliamo ovviamente di dollari, non di euro, quindi 220 miliardi di dollari, nel 94 500 milioni di dollari, nel 98 il miliardo sforato di dollari, nel 2002 per i mondiali asiatici di Corea e Giappone si arrivò a 7 miliardi, in Germania 2006, quello vinto dall'Italia, si tornò a 4,3 miliardi di dollari, quindi ci fu un risparmio, possiamo definirlo così, di circa 3 miliardi, che si addirittura aggravò successivamente in Sudafrica nel 2010 con 3,6 miliardi. In Brasile si arrivò a 15 miliardi di dollari e in Russia 2018 11,6 miliardi di dollari per la realizzazione di un mondiale. Ecco, passare dal 2018 a 11,6 miliardi a 220 miliardi di dollari, cioè in un momento dove noi abbiamo difficoltà perché la pandemia, la guerra e tutto quello che ci è capitato in questi anni, ma non è un pochino troppo esagerato? Non si poteva fare qualche cosina in meno? Intanto Messi di testa, palla alta, ma c'è calcio di punizione per il Messico. Chi è la società che spende più soldi nel mondo per i calciatori? Chi se lo può permettere a Messi, a Mbappé? Beh, gli hanno offerto 300 milioni di euro Esatto, allora, a Ronaldo per andare in Qatar a giocare. Esatto, sono loro che 300 oggi miliardi di il euro. monopolio del calcio. 300 milioni ovviamente, non miliardi, 300 milioni di euro, 100 milioni a stagione Pampa per 3 anni. Io non so neanche come si scrivono. Vabbè, se li danno è perché qualcuno ci guadagna dietro loro, il gioco delle parti, insomma. Però questi numeri fanno paura, c'è una guerra in atto, insomma, Ucraina-Russia che non smette, si parla di questi numeri, sono assurdi, però, ripeto, il mondiale in Qatar già si sapeva da 8 anni, io ne ho sentito parlare di questo nell'ultimo mese e non prima, e quindi probabilmente l'errore è stato accettarlo molto, ma molto tempo prima. Adesso è tardi, ormai è iniziato, ormai ha preso questo volo di soldi assurdi, perché questi numeri sono assurdi, dai, non hanno senso. Perché poi ti fai pure la domanda, sì, no? I sceicchi nel mondo del calcio quanti anni fa sono entrati? Non sono entrati da tantissimo tempo. Esatto, magari uno dei loro obiettivi principali è fare il mondiale da loro. Dici tu, adesso quindi si ritirano perché l'hanno fatto? No, però io credo che uno dei loro business principali era proprio creare il mondiale a casa loro. Beh, potrebbe anche essere una chiave di lettura questa, però noi abbiamo ovviamente avuto il piacere di avere in collegamento Mariano Izzico in apertura di trasmissione ed era teso per la gara dell'Argentina. Abbiamo il Pampa Sosa che è teso per la gara dell'Argentina, Gennaro Ciotolo è teso per la gara dell'Argentina, io sono teso per la gara dell'Argentina, siamo tutti tesi. Allora che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare in Argentina proprio e andiamo da un'amica, perché io non posso non definirla un'amica, la collega, la bravissima giornalista Sabrina Uccello. Ciao Sabrina! Ma guarda lì, guarda, ma fa caldo in Argentina? Certo, fa caldo, sì.
È frizzata, è frizzata Sabrina, la dobbiamo recuperare, è rimasta lì frizzata. Beata lei, Pampa, che sta al caldo, noi qua ci sono 8 gradi E fuori. piove sempre a Napoli, piove sempre, com'è possibile? Sono 15 giorni che piove, non smette. Insomma, là è in primavera, andiamo verso dicembre inizia a fare un bel caldo, si sta bene. Beati loro, beati Dobbiamo loro. andare in Argentina. Gennaro, ce ne Io dobbiamo sono andare in amante del mare. Gennaro, io il viaggetto in Argentina me lo farei. Sì. Andiamo insieme, partiamo Assolutamente. tutti e due, prendiamo l'aereo stasera e ce ne andiamo in Argentina. Però io a breve ovviamente recuperiamo il collegamento grazie all'ottimo Emanuele Bernardo e a Double B Biagio Barone in cabina di regia. Saluto ovviamente e li ringrazio insieme a Vittorio Bernardo con le sue speciali inquadrature che ci fanno, Genna, ci fanno vedere anche quanti capelli abbiamo in testa. Noi siamo fortunati perché Sì, questo infatti. problema non ce l'abbiamo, noi Assolutamente. andiamo sul liscio, andiamo noi. Sì, benissimo. Allora, intanto seguiamo un po' il match, 31 sul cronometro, l'Argentina in possesso del pallone. L'Argentina non ha fatto un tiro a porta. L'Argentina non ha fatto un Zero tiro tiri a porta. Infatti io ho detto che non mi sembrava l'atteggiamento giusto di una squadra che ha un solo risultato, un solo risultato. Quindi magari in campo certamente loro percepiscono molto più di noi, stanno soffrendo la serenità che in questo momento ha il Messico, perché io vedo il Messico molto sereno, molto tranquillo. Ripeto, a loro un pari basterebbero perché poi vincendo con l'Arabia si possono qualificare. E l'Argentina la vedo troppo nervosa, la vedo tesa. Beh, più minuti passano. Siamo al normale. 30° già. C'è intanto Di Maria qui che ha cambiato fascia perché si è spostato sul lato sinistro dell'attacco, ha guadagnato un tiro dalla bandierina, calcio d'angolo con... La mossa di Maria è giusta perché comunque loro ci hanno l'ammonito di qua e Di Maria nell'uno contro uno esatto. può creare magari la superiorità numerica dove potrebbe essere fondamentale. Oggi ha segnato pure Mbappé, magari porta bene anche a Messi che può segnare magari un altro gol. Abbiamo ripristinato il collegamento con Sabrina Uccello, allora io vado in Argentina, vamos, dalla mia amica Sabrina. Ciao Sabrina, dicevamo, ma quanto caldo fa che sei in canotta tu? Ciao fratello. Oh, fa caldissimo, fa veramente caldissimo, molto più di quello che mi aspettavo. Infatti mi fa un po' impressione vedervi tutti così belli coperti. Non ci vuole niente a dimenticare il caldo che fa. Sabrina, qua ci sono 8 gradi oggi, quindi abbiamo acceso le stufe, poi tra l'altro devi sapere che Emanuele Bernardo mi fa un po' alla Barbara D'Urso, quindi accende tutte queste luci che mi illuminano. Beh, lo sai, quello è un maestro, Emanuele. Esatto. Sabrina, io ti faccio salutare qualcuno che conosci, devo dire, molto molto bene. È il Pampa Sosa, è il Pampa Sosa. Ciao Eccolo Sabrina, qua. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ciao, ¿Dove bene. sei? ¿Dónde estás? A Buenos Aires, capital. Ah, bello, bello. Stai seguendo Ci pure la siamo partita, scambiati. penso, no? Da Sì, sottofondo. sto guardando, il mio Ah. occhio sinistro sta guardando la partita. Brava. Come sei? Sei emozionato? Qui sono tutti molto nervosi. Ma emozionato, più che altro sono nervoso, teso, non riesco a muovermi. Mi fanno male le caviglie, le ginocchia, sembra che sto giocando io, non riesco a rilassarmi. Vorresti essere tu in campo. Non ce la farei, però insomma c'è una punizione. Tanto punizione con Ochoa che con i pugni va a prendere poi guadagna fallo. Sabrina, con noi c'è anche l'agente Gennaro Ciotola che ti lascio salutare. Ciao Sabrina, buonasera. Ciao Gennaro, buon Buonasera. pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, da noi qua ormai sono le 9. Che ore sono? sono quasi le 9. Sono le 8:35. 8:35. 4 ore in meno. 4 ore in meno. Vabbè. Sabrina, Buona, da noi, buona. da noi orario di cena, fra un po' arrivano le pizze. Immagino. No, io ho mangiato da poco, però ho mangiato carne. Infatti ho detto, mamma mia, oggi ho fatto proprio l'Argentina 100%. Ma mi vuoi raccontare un po' come si vive in questi giorni in Argentina, nella capitale ovviamente? Ieri l'anniversario, il secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona e oggi
una gara da dentro fuori per l'Argentina contro il Messico. Ma ti dico, sembra che ci sia il coprifuoco da ieri pomeriggio, nel senso che per strada stamattina c'era pochissima gente e non si parla di altra cosa, però la sensazione che ho è che sono molto preoccupati. Mi aspettavo che avessero forse un po' più di fiducia, invece la batosta della prima sconfitta è stata praticamente pesantissima da digerire, anche perché lo stiamo vedendo alla fine. Martino ha studiato bene come imbrigliare l'Argentina, Sì, non è che sì, è è proprio vero. facilissima gli sta andando questa prima mezz'ora. Quindi ti dico, non si parlava d'altro. Io che sono andata dal parrucchiere, ti confesso, stamattina, anche tra Si donne, vede, era questo si l'argomento. vede. No, per dirti, anche lì era questo l'argomento. Sai, è molto simile a quello che accade a noi quando gioca il Napoli, in sostanza. Certo, certo. Sabrina, noi abbiamo avuto, commentando questi primi 36 minuti di gioco, l'impressione che Sì. l'Argentina sia partita meglio del Messico e poi però il Messico è venuto fuori e non si riesce a trovare una soluzione là davanti. Sì, mi sembra anche che siano riusciti a, come devo dire, a comprimere gli interni di centrocampo dell'Argentina, no? Vedo un Mm. po' Rodriguez e De Paul in difficoltà, mi aspettavo un pochino più di movimento. Poi c'è anche a dire che il Messico mi pare che abbia una buona condizione fisica, quindi questo in qualche modo favorisce e può fare la differenza. Però, vedi, col passare dei minuti, io penso che l'Argentina debba vincere questa ansia da risultato che chiaramente ha perché oggi deve per forza portare a casa qualche punto. Roberto, ansia da risultato sì, ma qualità della rosa, ne abbiamo detto, nettamente superiore dell'Argentina rispetto al Messico. Sì, Beh, sì, però lo era anche contro l'Arabia Contro Saudita l'Arabia, certo. e non è potuta neanche portare a casa un punto che eventualmente, pensate di cosa stiamo parlando, no? Un punto con l'Arabia Saudita e addirittura hai perso, per giocare almeno con meno ansia questi primi 37 minuti che, bisogna dire la verità, anche di una brutta partita, perché nessuna dei due. Il Messico fa il suo gioco, che, come ha detto Sabrina, mettere molta gente a centrocampo, non far girare bene questa palla e quindi è in seria difficoltà l'Argentina, non riesce a fare una manovra seria con questa qualità di questi giocatori, perché neanche Di Maria è riuscito a entrare in gioco. Lautaro penso che abbia toccato 2 palloni, Messi forse 3. Certo, la sbloccano all'ultimo secondo, siamo tutti contenti, però Già. la tensione che si riesce anche a toccare qua in questo studio, Sabrina, cioè, meglio tu al caldo almeno, che sei più rilassata. Ma devi sapere, te stai Pampa. sudando freddo? Sta sudando freddo, ma devi sapere, Pampa, che prima della partenza in Argentina, Sabrina è venuta a Castellammare, è venuta al mare a Castellammare, ma non si è fatta vedere. E poi è partita, si è abbronzata qui e poi è partita per l'Argentina e si è andata a abbronzare anche lì. Beata lei. Bravo, che ha potuto fare questo. Lo sai che io mi muovo in incognito. Ti muovi in incognito, ma con me non va bene, però. Gennaro, anche con te Ragione. stessa considerazione per quanto riguarda questo approccio che abbiamo visto. Ecco, io però ti chiedo, ma come la può sbloccare l'Argentina questa partita? Prima ci dicevi colpo del singolo, ma mi sa che se Messi non si sveglia, colpo del singolo è complicato. Sì, perché comunque lo stesso anche Di Maria è poco, che da lui mi aspetto la giocata che magari ti crea superiorità, Ma è finora poco, bloccata, sta ingabbiata proprio. l'Argentina è bloccata. L'Argentina sta ingabbiata Eh. proprio. Il Messico comunque sta facendo una buona partita, sia in fase di possesso che anche in fase di non possesso, perché comunque ti sta facendo creare pochissimo. Quindi più merito Pampa e Sabrina, più merito fino a questo momento dell'Argentina, cioè o meglio, più merito del Messico o più demerito dell'Argentina? Ma in questo momento il Messico sta messo meglio in campo. Ha scelto questo centrocampo appunto pieno di calciatori, con la giocata veloce per Lozano e Vega. Chiaramente Lozano e Vega non è che sono entrati molto in gioco, però aiutano a Stanno mettere... facendo molto fase di non possesso. Bravo, esattamente. Quindi praticamente il Messico ha 7 uomini Cioè, a vedi il centrocampo. Ciuchi dove? 7 uomini a centrocampo, più i 3 difensori, il portiere, insomma,
hanno creato questa densità, come si suol dire, a centrocampo per non fare giocare l'Argentina e quindi è merito loro, bisogna dire questo. Sabrina? Sì, Su e tra questa l'altro palla è non so sporca, la devi se sbloccare. E davanti a un Roberto è calcio lato, d'accordo, però cioè, mi dà a volte la sensazione come se fossimo tornati a prima di Tanto questi colpo di 36 testa, risultati attenzione. utili consecutivi, no? Sì. Mi sembra, sai, quando c'era l'Argentina un po' delle individualità e non riuscivamo a trovare un gioco pur trattandosi di elementi fortissimi. Mi sa che sono un po' spaesati e quindi poi si rifugiano nell'abilità personale, ma serve il gioco corale e in questo momento mi pare che il Messico, che è nettamente inferiore sulla carta, sia riuscito quantomeno ad avere uno schema e lo sta utilizzando, lo sta perseguendo. Quindi questo è un po' quello che fa rabbia. Intanto colpo di testa su traversone di Angel Di Maria, di Lautaro Martinez, palla che è terminata sul fondo. Mi sa che sono qualche secondo avanti. Ma tu intanto anche sostituzione, sì, con la sei, ma devi sapere che io mi sto divertendo tantissimo perché sento la telecronaca argentina dalla cuffia e quindi sto impazzendo. No, ma io voglio sentirla, non l'abbassare perché mi diverto tantissimo. Mi diverto tantissimo. Sostituzione intanto nelle file del Messico esce Guardado, il capitano del Messico, entra Gutiérrez, un problema fisico per il capitano del Messico. Sabrina, noi prima dicevamo, ma è meglio che a casa per il Napoli ci torni prima Lozano o ci torni prima Piotr Zelinski? Bella domanda. Innanzitutto il giocatore che è entrato in campo, sì, ti dico questa cosetta, Sì. il migliore amico di Lozano, quindi chissà che non si intendano, speriamo di no. Speriamo di no. Però, guarda, dipende, il Napoli non può non sperare che ci vadano tutte e due, però noi da parte nostra speriamo che magari prosegua Zielinski. Io posso dirti la mia, Sabrina, anche se ormai Sì. la rabbia è complicato che possa passare il turno. Io mi auguro che passino Arabia e Argentina e che Polonia e Messico tornino a casa, non me ne vorranno A casa. Zelinski e Lozano, ma diciamo che abbiamo una cosa importante da fare da gennaio in poi. Abbiamo un impegno fino a giugno, mi hanno detto. Sì, dal 4 gennaio al 4 giugno abbiamo un bel po' di Ho cose da saputo, fare. ho saputo. Hai saputo, no? È Ma arrivata fino all'Argentina. È arrivata la notizia, no? Ti dico che anche in chiave di calciomercato, se proprio vogliamo ragionare, no? Sì. Forse è meglio che tornino a casa perché poi se fanno troppo bene rischi che vengano a romperti le scatole. Quindi Anche questo è magari vero. è meglio che tornino a casa anche per questo aspetto qua. Sabrina, ma intanto cartellino giallo per Montiel. non ho capito Montiel. per Montiel, ok, sì, è stato ammonito Montiel per l'Argentina. Sabri, ti stavo chiedendo, ma ovviamente del Sì. Napoli squadra in Argentina si parla tantissimo, ma non soltanto per Diego Armando Maradona, no? Ormai gli argentini sono legati alla città di Napoli, sì, ma anche alla Certo. squadra Napoli. Che cosa mi dici? Che si dice lì di questo Napoli in testa alla classifica? Ma ti dico che il fatto che ci sia Simeone in squadra sta entusiasmando Certo, nuovamente, certo. nel senso che è un personaggio anche grazie al padre molto apprezzato, molto amato, è un giocatore che ha anche un entourage abbastanza importante, quindi insomma persone che si muovono anche nel nostro mondo. Quindi devo dire che c'è parecchio interesse e anche la speranza che in qualche modo questo piccolo miracolo possa accadere e vi possano partecipare tutti. Ti voglio dire che al minuto 44 e 22 andrà tutto bene. Andrà tutto bene, quindi Pampa andrà tutto bene fra 20 secondi, ha detto Sabrina. ok. Calcio di punizione. No, perché lo vedevo già con le mani nei capelli. Sì, perché allora mi do uno spoiler. lui che può mettere le mani nei capelli, io e Gennaro Ciotolo invece abbiamo risolto il problema a monte noi, l'abbiamo buttato. Siete stati più furbi. Sabrina, però voglio capire perché adesso quando io ho detto abbiamo risolto il problema al monte tu ti sei passata la mano nei capelli. Cioè cosa ci stai prendendo in giro? Intanto calcio di punizione e la parata di Martinez in tuffo. Plastico, no Bella Pampa? parata. Sì, ce l'aveva anticipato Sabrina eventualmente, però comunque il Messico sta giocando la partita che io avrei voluto vedere Dall'Argentina. dall'Argentina, questa è la verità. Mancano 45 minuti, però Sì.
Mi aspettavo un altro atteggiamento. Devo Bel dire la gesto verità. Ovviamente, tecnico no? Poi questo, Messi, Di Maria, però vedi, a centrocampo tu non c'è l'uomo che ti detta all'ordine. Sì, è vero, è vero. Capito? Perché poi De Paul non lo è. Cioè, quindi c'è pure McAllister, difficoltà, c'è pure difficoltà nel far arrivare poi la palla agli attaccanti, come in questo caso. Comunque non è corale, No, cioè per deve andare niente. sempre sul... Tanto stiamo Però c'è rivedendo... da dire anche Sì. che De Paul ha un po' cambiato posizione, no? Noi l'abbiamo spesso visto da mezzala, eccetera. Questo in qualche modo può influire. che De Paul è più C'è giocatore qualcosa che offensivo. va messo in Sì, ordine. Sì. Bello il C'è pallone, bello qualcosa il che calcio va messo in ordine. di punizione, bellissima la risposta di Martinez che è andato addirittura a Sì. bloccarlo questo pallone. Qui siamo al 33esimo secondo di recupero, ce ne saranno 5 di recupero. Sabrina, ormai siamo abituati a questi recuperi di un quarto d'ora, 20 Mamma minuti. mia, sono supplementari, non sono Supplementari nei tempi regolamentari, ormai 5 minuti più volete. tra l'altro lo vogliono portare anche in Italia. Oggi, una partita di oggi, mi sa 10 minuti. ho visto. È andata bene Sì. perché le prime 15 minuti, 14 minuti, Se tempi lo supplementari. portano in Italia, Mamma le mia. partite di Napoli non finiscono più. No, ma io immagino già la scena, partita del Napoli, 1 minuto di recupero, partita di altre squadre, 15, 16, 18 minuti, se magari stanno perdendo, facciamo un altro tempo, l'aggiunto. Non sono stato troppo tifoso Mamma in mia. questo commento. Un po' sì. Un po' tifoso, Un po' eh? sì. Vabbè, non fa niente, Pampa, noi abbiamo il sangue azzurro, io lo dico sempre, che il sangue nostro è colorato d'azzurro. Sabrina ride, ma prima ci prendeva in giro, Gennaro, ha messo la mano nei capelli lei. Sì. Lei con la chioma riccia quando- si è andata a fare anche i capelli, oggi è andata dal La parrucchiere. finale di Champions dove la fanno quest'anno? La finale di Champions, Sabrina, dove si fa? Istanbul. Ad Istanbul. Andiamo si ad fa. Istanbul. A perché? Istanbul. No, ma io sono contento di essere così, anche perché me li taglio io. È scelta. fanno i Ma ho trapianti. visto, Ma no. adesso vedo che avete anche una bellissima bandiera, vedeva prima certo. lì sul tavolo. Ovvio, perché non l'avevi vista ancora? No, non l'inquadratura, ecco, guarda lì, guarda. No, noi siamo tutti tifosi dell'Albiceleste. Lo so, oggi lo sai è un po' particolare, no? Per chi magari è tifoso del Napoli. Sicuramente c'è la preferenza per l'Argentina, ci mancherebbe, però certo. c'è anche la curiosità dall'altra parte, no? Di vedere come va il Ciuchi, che sinceramente io mi aspettavo incidesse un pochino di più, almeno anche nella prima partita. Di solito lo sai, in nazionale vive quasi un alter ego, è molto più propositivo, è molto più efficace, invece mi pare che in qualche modo stia un po' barcollando, non brilla, ecco. Diciamo che diamo i meriti al Messico Sì, assolutamente. della prestazione che sta facendo, però comunque è una partita brutta, non è No, è vero. quelle L'ho detto, partite l'ho che sì. ti Ma diverti. posso dire che questa partita tra Argentina e Messico mi ricorda tante partite di questo mondiale, perché io fino a questo momento, devo essere sincero, mi sono divertito quando ho visto la Spagna. Concordo. Anche Ah. l'Ecuador a me è piaciuto, il Portogallo, però Perché- poi allora, perché la sostanzialmente devo Spagna- dire che ci sono delle grosse emozioni. Perché la Spagna è quella che ha un'identità ben precisa. Il Messico oggi si è messo proprio per giocare a specchio contro l'Argentina, no? Cioè il Messico ha messo la partita per non far giocare l'Argentina. Sì, sì. Sì. Poi loro ci stanno mettendo un po' di cattiveria in più e stanno uscendo fuori. Però tutta questa qualità stasera non è che si vede No, da entrambe le parti. assolutamente. No, non si vede una partita Invece la equilibrata, Spagna- No, questo è diverso. forse il peggior primo tempo di questo mondiale, bisogna dire. Vabbè, però abbiamo visto anche Qatar-Ecuador che mi sembrava una squadra di Serie D. Sì, però c'era l'Ecuador che comunque con Valencia Sì, è però riuscita a fare il qualcosa. livello di quella partita, Però Pampa, è stato... questa partita è bloccatissima, cioè, si prestano la palla, c'è stata quella punizione appunto Attenzione al tiro di Vega, palla... questa punizione che ha parlato di Ivo Martinez, ma poi l'Argentina non ha fatto un tiro in porta, quindi No, esatto. quando io dico da qualche settimana mi auguro che l'Argentina possa arrivare e farà un bel mondiale se arriva in questo momento agli ottavi, ma anche ai quarti, è perché
si vede appunto la Spagna, il Brasile, Sì, sì. ma anche la Germania. La Germania ha perso col Giappone, ma meritava di vincere 5-0. Sicuramente, sì, sì. Quindi la Francia oggi non l'ho vista, però è riuscita a vincere un'altra volta. È troppo bloccata questa partita, troppo bloccata. Troppo bloccata, intanto Molto. l'Argentina che ci prova, però vediamo con Messi che prima- allarga, attenzione al traversone basso, la deviazione in calcio d'angolo che io avevo già sentito perché sentivo gridare il giornalista argentino nella Lo cuffia. vedi, quindi l'unica volta dove tu hai fatto mi 3-4 stavo- passaggi e sei andato in porta. No. Mi stavo un attimino accendendo nella telecronaca. Otamendi è salito in area di rigore per andare ad impattare, intanto abbiamo superato abbondantemente anche il quinto minuto di recupero, ma diamoli sti 20 minuti di recupero. Finisce qui il primo tempo 0-0 e allora facciamo un giro rapido, un commento su questo primo tempo, anche perché poi io ho preparato, Sabrina, ho il Pampa Sosa qui ospite in studio, non potevo non fargli un bel po' di domande in questi 15 minuti di intervallo e lo Certo, faremo ovvio. ovviamente a breve. Però ti chiedo un commento rapido su questo primo tempo, un commento rapido anche al Pampa Sosa e a Gennaro Ciotolo. Ma ti dico, a tratti mi è sembrata quasi una partita di Serie A e non lo dico in positivo, nella misura in cui mi sembra che le squadre, come diciamo, fossero molto bloccate, che la strategia del Messico praticamente è quella di non far avanzare l'Argentina, che è decerta perché poi fondamentalmente non è riuscita a produrre quasi niente. Il momento topico di questo primo tempo è la parata di Martinez, no? Sì. Poi fisicamente vedo anche questo, che il Messico è un pochino più avanti rispetto all'Argentina. Io credo che vada trovata, ci siano bisogno nuovamente di cambi. Mi dispiace dirlo, ma proprio di strategia, nel senso che l'Argentina è chiusissima, per questo dico mi sembra quasi una B di Serie A contro una squadra che poi è di medio-bassa classifica, che col pullman, il famoso pullman, a portare lo 0-0 a casa. Roberto. Sì, partita brutta, partita bloccata, partita tesa, molto nervosa. Il Messico fa il suo gioco, il Messico ha 2 risultati su 3. L'Argentina ha bisogno solo di vincere. Non mi aspettavo questo atteggiamento di una squadra, non posso fare soltanto il tifoso, sino devo cercare di analizzarla da allenatore. Quindi troppo lenta, troppo... a volte con questi palloni lunghi che non arrivano mai né a Messi né a Di Maria. Prevedo Julián Álvarez per McAllister, che praticamente non ha toccato un pallone, e magari arretrare come trequartista Messi per eventualmente trequartista puro con 2 punte, Julián Álvarez e Lautaro, per cercare di creare una situazione di gol. Non ha creato una situazione di gol l'Argentina, questo mi dispiace in vista del secondo tempo, però penso che dovrà fare qualcosa Scaloni. Gennaro? Guarda, condivido con quello che dice il Pampa riguardo a quella che potrebbe essere la mossa tattica del secondo tempo, perché un'Argentina compassata, un'Argentina con poche idee, poco fraseggio. L'unica volta che ha fatto 3-4 passaggi è andata in porta nell'ultima azione del primo tempo, quindi è ovvio che se giochi senza idee, con queste palle lunghe, senza avere poi, tu a Messi la palla la devi dare nei piedi, lo stesso a Di Maria. Lautaro penso che ha toccato 2 palloni, 3 palloni massimo nel primo tempo, quindi diciamo che il Messico sì, sta facendo una partita, ma l'ha buttata più una partita di carattere, perché poi alla fine non è che hanno mostrato tutta questa qualità in campo. Quindi mi aspetto qualche cambio tattico da Scaloni per cercare poi di riuscire a sbloccare, perché poi, come ha detto Pampa, il Messico ha 2 risultati su 3, quindi la partita adesso la deve fare l'Argentina. Poi lasciami dire una cosa, si finisce così, purtroppo l'Argentina è costretta a fare 3 gol alla Polonia, perché la Polonia ha fatto 2 oggi, quindi deve aspettare una vittoria. Ma penso che il Messico vincerà o dovrebbe vincere con l'Arabia, ma anche il pareggio qualifica l'Arabia, quindi l'Argentina in questo momento dovrebbe fare 3 gol contro la Polonia. Diventa quindi, complicatissimo. complicatissimo in questo momento. Cominciamo con farvi vedere
un video, perché ieri ho avuto il piacere di intervistare colui che ha portato l'Argentinos Junior a Poggiomarino, in provincia di Napoli, che è Cesar Cruz, che mi ha dato l'opportunità di ricevere queste immagini che con Emanuele Bernardo vi facciamo vedere. Sono immagini davvero toccanti, perché io non le avevo mai visto, devo essere sincero, e fanno vedere, eccolo qui, Diego Armando Maradona che affronta con il Football 2000 e appunto l'Unicef. Era una gara amichevole giocata allo stadio San Paolo. Questo col pallone sulla schiena è proprio Cruz. Maradona divertito, poi si vede con le immagini che scorrono, palla nascosta sotto la maglietta e Bruscolotti che va a far fallo il Palefier, no Gennaro? Va a far fallo, eccolo lì, lo spinge. Era una gara amichevole. Questo mi dà il là per chiedere al Pampa, Roberto, vedere Maradona in campo è stato bello, è stato emozionante, è stato sicuramente un qualcosa di incredibile, no? Per noi napoletani sicuramente, ma per voi argentini lo è stato ancora di più. Sì, sì, chiaramente quando Diego giocava a Napoli io ho il ricordo di essere piccolo, alzarmi presto la domenica alle 10 del mattino, per il fuso orario erano le 3 di pomeriggio in Italia, e vedere lui con la numero 10 senza pensare chi erano le altre squadre, anzi non sapevo chi erano le altre squadre. Poi ho avuto l'opportunità di salutare Diego nello stesso allora Stadio San Paolo, e negli ultimi anni andare a vedere tutte le partite del Gimnasia, anche i suoi allenamenti, e quindi godermi uno dei... perché Diego ha avuto molte facce nella sua vita, molti momenti. Quello del Gimnasia è stato anche uno dei più belli, perché lui molte volte dichiarava e ringraziava il Gimnasia che le ha aperto le porte di tornare al calcio argentino, e quindi le volte che io sono andato a vedere gli allenamenti lui sorrideva, scherzava, parlava con tutti, riusciva a creare un ambiente veramente straordinario. Quindi io ho avuto l'opportunità di vederlo quando ero piccolo con la maglia del Napoli, di conoscerlo nello Stadio San Paolo, e pensa un po' di vederlo come allenatore nel Gimnasia, la mia squadra del cuore. Quindi è stato meraviglioso poter conoscere la sua grandezza, perché parlare di Diego calciatore, ne abbiamo parlato 1000 volte, ma come lui riusciva a farti sentire grande, perché lui ha fatto sentire grande anche me vicino a lui. A un certo momento pensavo di io essere Maradona, invece era per la sua magia che lui riusciva a portarti, a trasportarti anche in un semplice abbraccio. Quindi io ho avuto l'opportunità, figurati quelli che hanno avuto l'opportunità, ripeto la parola, di giocare con lui qua a Napoli. Sì. Quindi era straordinario, era meraviglioso. Io nel frattempo voglio salutare Sabrina Uccello, magari con Sabrina ci ricolleghiamo nel corso del secondo tempo, non so se è ancora collegata, chiedo ad Emanuele, eccola lì. Sabrina, ti lascio bere un po' di mate, io credo che tu abbia la mia stessa passione perché mi piace tantissimo e lo bevo in pratica tutti i giorni, eppure in Argentina non ci sono mai stato, però io lo bevo tutti i giorni, quindi ti lascio bere un po' di mate e ci ritroviamo fra un po'. Va più tardi. Un bacio. Grazie a Sabrina Uccello. Pampa, io ti faccio vedere anche un'altra cosa. Con Emanuele Bernardo, magari piccolo cambio di programma, mandiamolo senza audio in modo tale da poterle commentare insieme al Pampa Sosa. Ti faccio vedere delle immagini, eccole qua, guarda, questa è la torciata che c'è stata ieri sera a Fuorigrotta, fuori lo stadio Diego Armando Maradona. Pampa, ieri è stata, lo abbiamo detto dall'inizio, una giornata toccante perché è il secondo anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. E io so, perché lo hai dichiarato anche ai nostri microfoni, che hai pianto per la scomparsa del Pibe de Oro. Ieri che giornata è stata per te?
Ma sì, io mi trovavo proprio alla Plata quando è successo questo, lui stava nel ginnasio appunto ed è successo questo che tutti sappiamo ormai da 2 anni, è stata una settimana dopo molto difficile perché non ci vuoi credere. Certo. Speri che venga smentita subito questa notizia, invece purtroppo è successo quello che tutti sappiamo. Una volta, come quando succede con qualche familiare, no? Con qualche amico, con qualche parente stretto, devi fare il duello e poi in questa occasione ricordarlo con gioia, ricordarlo personalmente con quell'abbraccio che ci siamo dati appunto nel campo di allenamento del ginnasio. E poi, secondo me, muore soltanto, ecco, questo Eccola abbraccio qua. è bellissimo, secondo me muore soltanto chi va dimenticato. Esatto. Uno si ricorda per sempre della persona, insomma, lo tieni presente sempre, quindi io penso che Diego ci sta guardando da qualche parte, in qualche stadio, in qualche città, lui c'è sempre. Magari sta guardando l'Argentina. Me lo auguro fortemente, me lo auguro fortemente. Pampa, però la domanda è d'obbligo perché tu ovviamente poi in questi casi di solito uno lo tiene per sé e mi rendo anche conto, ma in questo caso specifico che cosa ti ha detto? No, abbiamo parlato un sacco, guarda, e per quello che a me dispiace tanto, quello che è successo dopo, perché lui era lucidissimo. Lui quel giorno lì stava giocando con suo nipote a calcio dopo l'allenamento dentro il campo e c'erano tutti i ragazzi del ginnasio che facevano stretching. Sì. E lui a un certo momento dice, riferito a suo nipote, tu sei figlio di Agüero, il tuo padrino è Messi e il tuo nonno è Maradona, se tu non esci calciatore... E si sono messi a ridere tutti i ragazzi che stavano facendo stretching e tutti quelli che stavamo fuori ci siamo messi a ridere perché veramente il nipote è figlio di Agüero, il padrino è Messi e il nonno era Diego, quindi diceva se tu non esci calciatore io non ho capito nulla, quindi si sono messi a ridere tutti, veramente bellissimo perché lui aveva queste uscite meravigliose, straordinarie, la pelota non si mancia, se ti scappò la tartaruga che sarebbe ti è andata via la tartaruga, queste storie che lui riusciva a tirarti fuori un sorriso veramente straordinario. E lì si è messa a raccontare anche la famosa partita Atalanta-Napoli, quella della monetina, Sì? ma lo raccontava come se fossi lì. Cioè, a noi ci trasportava lì proprio allo stadio dell'Atalanta, cioè, sembrava un film. Poi si è messo a raccontare una partita che sicuramente voi ricordate meglio, PAOK Salonico di Coppa UEFA o di Champions League, non mi ricordo, con Napoli, che lui stava per andare a fare un calcio d'angolo, sì. Dice, io li guardavo che dagli spalti con l'arco e la freccia mi buttavano queste frecce e io gli dicevo all'arbitro vai tu a calciare a fare il calcio d'angolo. Esatto. No, che poi è ripresa la partita. Pampa, io in mano lì in questa foto che il nostro Emanuele Bernardo e Biagio Barone stanno mostrando vedo e riconosco la tua maglia numero 10. Tu del Napoli sei stato capitano, nell'ultima gara hai indossato la maglia numero 9 da capitano, però tu sei stato l'ultimo ad indossare la maglia numero 10 ed era proprio quella lì sì, che sì, ti sei sì. fatto autografare da Diego. Sì, io di solito tutte le mie maglie le ho regalate a tutti. Mi sono tenuto Dimmi a chi che vado a chiedere. No, a tutti gli amici e parenti che me le hanno chieste durante il trascorso della mia carriera. Questa è l'unica maglia che io mi sono autografata per me, cioè me la sono autodedicata, perché adesso non so se si riesce a vedere bene, ho messo la data di quella partita e mi mancava la firma di Diego, quindi per chiudere questo cerchio, diciamo così, romantico nel mio club, perché questo è il mio club, io sono venuto a giocare in Italia grazie al Gimnasia Esgrima La Plata. Sì. Gimnasia Esgrima La Plata diede l'opportunità a Diego di allenare, di tornare in Argentina, quindi Napoli e Gimnasia nel mio passato, figuriamoci quanto rappresenta, quindi anche quella maglia, quando Diego l'ha tenuta in mano, mi ha detto Pampa,
me la lasci che te la riporto domani? Ho detto no Diego, perché se te la porti non me la dai mai più. E quindi scherzavamo su questo fatto, lui diceva ma questa maglia adesso a me non mi entra più perché era un po' Poi quello è anche un modello aderente. Bravo, quindi, però lui guarda, l'ha tenuta in mano e la guardava con un amore che proprio ti trasportava. Eccola lì, guarda come guarda Diego questa maglia. Cioè, lui riusciva anche con 2 parole a trasportarti a 20 anni fa, 30 anni fa, è meraviglioso. Cioè io questi 10-15 minuti o qualche minuto in più che poi sono stato lì, cioè me li ricordo come se fosse oggi e pensa, poi gli ho raccontato a mio figlio e gli ho detto Diego ti posso portare mio figlio? Mi ha detto lo devi portare domenica allo stadio. Se non vieni mi incazzo, cioè vieni a portarmi tuo figlio che lo voglio conoscere. Quindi mio figlio pure si è fatto una foto ed era molto emozionato pure lui di farsi questa foto, anche mio figlio tifoso del Ginnassia, quindi questo riesce a farlo, io parlo in presente, riesce a farlo soltanto Diego questo. Sì, è vero, è vero. Intanto il match sta per cominciare, ma io ancora... Col Pampa ho ancora un po' di domande, Pampa, per te, così la guardiamo un pochino più rilassati. Tu. Anche perché comincia, l'ansia passa sempre, l'ansia non passa mai, cresce sempre di più. La garra. Ecco, tu sei un calciatore, chi ti conosce fuori dal campo, ti vede così come ti stiamo vedendo noi, tranquillo, non sei mai arrabbiato, ti si vede tranquillo. Magari la tua fidanzata mi dirà il contrario, mi dirà che non è vero, se la ride nel frattempo. Però, ecco, hai sempre messo tanta garra in campo, già dai tempi dell'Udinese quando ti abbiamo imparato a conoscere qui in Italia e col Napoli ti abbiamo apprezzato ancora di più per questo motivo. Possiamo dire che questa è la qualità più importante del Sosa calciatore? Diciamo che negli anni che io sono arrivato in Italia, parlo 98-2000, in quegli anni il calcio italiano era forse, o levo il forse, quello che è la Premier oggi, perché sì, tutti i migliori campioni erano qui e dal calcio argentino almeno una trentina di calciatori, quarantina di giocatori venivano in Italia a giocare, scelti per la qualità sicuramente, ma soprattutto per questa personalità o garra, come dici tu, nei momenti difficili di fare gruppo e di non mollare mai, non che gli altri lo facciano, però noi abbiamo questa caratteristica che riusciamo o sappiamo sfruttare nei momenti più importanti e quindi la qualità del calcio argentino nelle squadre dei club è scesa molto e quindi si vede molto meno questo, però storicamente noi nel nostro DNA abbiamo questa caratteristica importante. Una caratteristica importante sì, però adesso ti faccio una domanda che ovviamente è scherzosa, perché tanto seguiamo però prima il Messico che prova, ma per fortuna conclusione di Lozano di impallata. Dicevo, una domanda scherzosa, perché negli ultimi giorni nell'ultimo periodo ti abbiamo visto impegnato con una tua prima volta. La circumvesuviana. Siamo curiosi di sapere la prima volta in circumvesuviana del Pampa Sosa. No, ma pensa che l'ho fatta prima io che lei, Raffaella, che è la mia ragazza, sì, che non l'aveva mai presa. E quindi è stata un'esperienza bellissima, normale, insomma. Ma io vengo da Buenos Aires, dall'Argentina, cioè da dove è Sabrina, appunto. Cioè non è che sono nato in Svizzera, quindi sono un po' abituato a queste cose, però mi sono trovato benissimo, anzi c'è sempre quello che suona la canzone di Bailando di Enrique Iglesias, è sempre la stessa, sempre la stessa cosa. Sale e scende dai vagoni. Bravo, sale verso Ercolano, sì, fino a Pompei e poi da Pompei fino a Ercolano, sempre lo stesso, sì, è vero, la stessa tratta, sempre questo Bailando di Enrique Iglesias che ormai me lo sono imparato a memoria e mi trovo bene, lo faccio spesso, la prendo per andare a Vico Equense e quindi è un'esperienza da provare, insomma. Da provare, sì, sicuramente per noi che ne siamo abituati, da provare assolutamente. Ma ti chiedo se è più semplice da giocatore o da allenatore?
visto che tu sei giocatore e allenatore. Allora, chiaramente gli anni ti fanno maturare e migliori appunto col passare degli anni. Io in questo momento vorrei dire da allenatore perché mi piace molto fare questo mestiere, ho avuto qualche esperienza in Serie D, adesso stavo negli Emirati Arabi, sono stato in Bolivia, addirittura in Serie B, in Serie C in Argentina, aspetto qualche opportunità, magari qua in Italia mi piacerebbe avere un'opportunità magari anche nella Lega Pro. Come calciatore tu dipendi dai Orsato, però... Tanto questo è fallo su Messi netto, è giallo. e anche cartellino giallo, calcio di punizione pericoloso. Sì, Orsato, Pericoloso. però dai, stavano fischiando forse. Ti ha non lo fatto so. patire un po'. Come Sandro. calciatore appunto pensi quando finisce l'allenamento a te stesso. Sì. Come allenatore devi pensare a tutto il gruppo. a 30 giocatori, anche ai dirigenti, anche ai tifosi, a volte anche la stampa. Sì. E mi piace molto fare l'allenatore, almeno nelle esperienze che ho avuto fino adesso. Chiaramente ho avuto grandi maestri sia in Argentina, ho avuto anche Spalletti a Udine. Com'era? Allora, per me è stato il migliore che ho avuto, ma se tu mi chiedi di parlare dal punto di vista tattico, tecnico, parlo di allora, non mi ricordo nulla. Io mi ricordo la sua grande personalità, mi ricordo la sua grande empatia, che adesso che sono andato a Castelvolturno anche lui riesce a trasmettere anche a me che non gioco più. E quindi secondo me il calcio, al di là della parte tecnica, la parte tattica che è importante, le palline, il rapporto che tu riesci ad avere con i giocatori, a convincerli nella tua idea, ed è quello che lui sta facendo quest'anno nel Napoli, penso che sia molto più importante appunto della parte tattica, la parte tecnica, che ripeto bisogna lavorare, però l'empatia, la personalità che lui mi trasmetteva in quegli anni io la vedo adesso. Calcio di punizione, Messi, palla alta sopra la traversa. Ecco, mi hai anticipato perché hai parlato proprio del tuo incontro a Castelvolturno con Luciano Spalletti. Ha incontrato anche quel georgiano lì, dal nome improponibile, che è Kvicha Kvaratskhelia. Che impressione ti ha fatto? Perché noi ovviamente vediamo un grandissimo talento in campo e vanno fatti i complimenti ovviamente al Napoli per averlo preso, e dopo con Gennaro Ciotola parleremo anche un po' dello scouting del Napoli e di Cristiano Giuntoli. Però la domanda è, Pampa, che ragazzo è? Cioè, è veramente così timido e in campo si trasforma? Che impressione ti ha fatto vederlo da vicino? Bisogna dire che ci vuole tempo perché un ragazzo georgiano di 21 anni possa abituarsi a una città importante come una metropoli come Napoli. Io penso a Udine, nell'anno 98 ci ho messo 6 mesi per iniziare a avere continuità come titolare, appunto. I primi 6 mesi giocavo, non giocavo, andavo in panchina, non entravo. Lui ha 21 anni, è da solo, è un ragazzo che ha tutte le luci addosso a lui, quindi è un po' tranquillo, un po' timido, un ragazzo molto sereno, e questo è merito a Luciano Spalletti che gli ha trasmesso non solo a lui sino a tutta la squadra una grande serenità. Parlavo appunto del rapporto che ha lui con i calciatori. Lui, Spalletti appunto, riesce a trasmettere una serenità straordinaria, quindi quando tu nel tuo lavoro, non nel calcio, anche nella vita, riesci a essere sereno, il tuo lavoro lo fai meglio. Certo. E quindi non solo Kvaratskhelia, sino lo stesso Osimhen, lo stesso Kim, perché nessuno si aspettava questo Kim, Olivera. Non voglio dimenticarmi di Mario Rui, che sta facendo un campionato straordinario, Lobotka. Chi si aspettava questo Lobotka? E lo stesso Anguissà, lo stesso Raspadori o Simeone quando devono entrare. Quindi questo te lo dà una serenità che trasmette l'allenatore, è quello che a me piace di più. E negli allenamenti che io sono andato a vedere del Napoli ho visto proprio questo, cioè serenità nel lavorare al 100% che poi te lo ritrovi la domenica. È semplice il calcio, non bisogna inventarsi nulla, la semplicità delle cose ti fa ottenere risultati. Hai detto qualche tempo fa che Lorenzo Insigne è il talento più cristallino degli ultimi 15 anni, e Kvaratskhelia dove lo collochi?
Allora, io non posso dimenticarmi di Insigne e tutto quello che ha fatto, perché Beh, ha certo, fatto più di 100 gol in Serie A. Certo, Lui è tifosissimo del Napoli, assolutamente. vuole questa maglia, o l'ha voluta e la continuerà a voler bene per tutta la sua vita. Ecco, non facciamo paragoni, a me non piacciono fare i paragoni, prima parlavamo di Messi e Maradona, a me non piace fare paragoni, mi sono goduto Insigne quando stava al Napoli, adesso è il momento, perché il calcio e la vita è fatta di momenti, di Kvaratskhelia, quindi godiamoci questo ragazzo che ha 21 anni, non ci dimentichiamo di questo, un ragazzo di 21 anni è abituato a uscire, a andare a ballare, andare a stare con gli amici, e lui è costretto a fare una vita da professionista al 100% in una città che ancora non parla italiano, lui magari qualche parola, tutto nuovo per lui, a 21 anni, quindi e sta facendo bene, mi sono dimenticato di dire la cosa più importante, è straordinario, quindi Benissimo sta facendo. tutto quello che ho detto, questo ragazzo è anche straordinario, quindi figuriamoci se non è importante quello che sta facendo. Ultime due curiosità, la prima è se il Pampa Sosa, tanto Argentina in area di rigore, peccato, nessuno è riuscito ad impattare il traversone basso dalla destra all'interno dell'area di rigore. Le ultime due curiosità riguardano, ovviamente una, ti chiedo, noi siamo scaramantici, però ormai a Calcio Napoli 24 la parola scudetto l'abbiamo sdoganata, questo Napoli alla fine riuscirà a vincere questo scudetto visto il distacco che ha dal Milan? Io sono un po' meno scaramantico, anche se a Napoli so che bisogna esserlo. Io penso che il mese di gennaio sarà decisivo, Sì. perché a gennaio il Napoli gioca, va a San Siro Sì. con l'Inter, poi va fuori casa contro la Sampdoria, poi riceve la Juventus, poi c'è la Salernitana e poi c'è la Roma. Entreremo nel mese di febbraio dove ci sarà la Champions League, quindi a partire del 4 gennaio, i prossimi 40-45 giorni saranno fondamentali per sapere se il Napoli riesce a mantenere questi, io dico 10 punti perché per me l'antagonista è la Juve. È la Juve, dici. Se il Napoli riesce a mantenere questi 8-10 punti di distacco, questo è l'anno buono, secondo me. Se la Juve riesce, per loro parlo, ad accorciare, ce la giocheremo comunque fino alla fine. Il Napoli non è che poi si fermerà, però mantenendo questo distacco a fine gennaio, penso che possa essere l'anno buono. Il piccolo Roberto che guardava il calcio in televisione e sognava di diventare calciatore, seguiva il calcio italiano? No, io seguivo solo il Napoli, perché mio padre si svegliava appunto alle 10 del mattino col mate, che hai nominato prima, a guardare per il fuso orario della domenica alle 3 in Italia, per guardare Diego. In quegli anni Diego era straordinario e quindi io mi svegliava per forza lui per seguire, appunto, io non sapevo che esisteva l'Udinese, che poi ho giocato, la Sampdoria, l'Inter, il Milan, sapevo che c'era soltanto il numero 10 con la maglia azzurra del Napoli, quindi è quello che seguivo. Se poi vai a vedere che ho giocato pure nel Napoli, che ho giocato con la numero 10, che ho conosciuto Diego, che l'ho fatto firmare la maglia, a quell'età non ci avrei mai creduto quando mio padre mi svegliava appunto per vedere il Napoli. Eh sì, e allora abbiamo fatto un piccolo, diciamo, anzi un bel po', abbiamo parlato un bel po' col Pampa Sosa di quello che è stato il rapporto con Diego ed è stato emozionante. Vedere gli occhi lucidi del Pampa mentre parlava di Diego è un qualcosa che mi porterò dentro a lungo, secondo me. Nel frattempo recuperiamo il collegamento con Sabrina Uccello, ovviamente, dall'Argentina, da Buenos Aires, grazie ad Emanuele Bernardo, Vittorio Bernardo e Double B Biagio Barone. Con Gennaro Ciotola invece parliamo, perché l'abbiamo detto in precedenza, intanto Messi ha provato una palla filtrante per Lautaro Martinez che non è passata. Gennaro, abbiamo detto dello scouting del Napoli, spesso si dice ovviamente Giuntoli sta facendo un ottimo lavoro, però in realtà Giuntoli ha alle spalle uno scouting che è davvero molto importante e bisogna menzionare anche quello, no? Certo, Pompiglio, Micheli, su gente che comunque
lavorano insieme al DS Giuntoli da anni, quindi c'è un lavoro dietro veramente importante. Il Napoli quest'anno a livello di scouting ha dimostrato di essere veramente una società modello, perché gente come Kvaratskhelia, andarlo a prendere nel momento dove in Russia ci sono problemi e pagarlo di meno rispetto a quello che era il valore del giocatore iniziale. Cioè non parliamo solo di scouting, ma di conoscenza vera e propria dei mezzi che hanno a disposizione. È una brutta palla messa in mezzo dal Messico. Lo stesso Kim è stato un calciatore che comunque sì, doveva prendere in Turchia, ma non ti aspetti che ha un impatto così devastante come l'ha avuto il coreano, che veramente è un giocatore che si parlava di Koulibaly, che era un giocatore insostituibile, ma lo sta facendo in maniera veramente egregia, quindi merito a quello che è tutto il gruppo di lavoro del Napoli. Merito al gruppo di lavoro del Napoli, ma secondo te, Gennaro, il calciatore che più di tutti si sta mettendo in mostra proprio è Kvaratskhelia, oppure magari tu hai citato Kim, per esempio, l'impatto anche di Olivera è positivo, no? Olivera è stato un impatto positivo assolutamente, perché il Napoli con i due esterni, Olivera e Rui, penso che insieme a quello che ha Teo Hernandez in Milan hanno la catena di sinistra più forte in Italia. Kvaratskhelia è la stella, l'astro nascente, no, del calcio europeo, mondiale, che sicuramente è un giocatore che può, se mantiene questi ritmi, arrivare veramente a livelli stratosferici. Però io credo che il giocatore fondamentale di questo Napoli è Lobotka. È lui che è cambiato da così a così. Cambiato da così a così, merito di Spalletti, perché ha visto magari in lui quello che era Pizarro alla Roma. Quindi veramente un giocatore. Dici che quello è il paragone? Secondo me sì, nei pensieri di Spalletti ha rivisto qualcosa di Pizarro, perché giocatori molto simili dal punto di vista tecnico. Vedi, stasera all'Argentina gli serve un giocatore come Lobotka, uno che ti fa giocare. Cosa che stasera non si vede, anche perché comunque l'atteggiamento è leggermente cambiato rispetto al prima. Adesso sì, un po' meglio, però l'Argentina molto meglio. Adesso bisogna sbloccarla, Esatto. perché siamo al 15esimo del secondo tempo, 17esimo. quindi sono passati un po' di minuti, l'atteggiamento adesso mi sembra giusto. Sì, perché anche vedi pure i terzini stanno facendo un lavoro che il primo tempo non l'ho visto proprio, che erano bloccati. Tornando su Lobotka, Lobotka ha perso circa 8-10 kg. È quello. Quindi, la differenza la fa quella. Sicuramente è stato bravo lo staff medico e tecnico del Napoli, che ha scoperto che in questo ragazzo, mettendolo in forma, avrebbe sicuramente fatto il campionato che sta, perché il Napoli non può far a meno di Lobotka. Ha fatto meno di Kvaratskhelia, ha vinto di Osimhen, di Ramani, Anguissà, però Lobotka c'è sempre. È quello che dà l'equilibrio alla squadra, perché quando il Napoli ha in possesso di palla sono tre i difensori, Ramani o Juan Jesus e Kim, con Lobotka in mezzo. Sì. Il resto sono tutti votati all'attacco. Tanto fuori Lautaro Martinez, un po' contrariato, Lautaro. Fuori anche Montiel, oltre a Lautaro Martinez. Julián Álvarez. In campo quindi Alvarez e dovrebbe essere Molina. Molina, sì. Ma due cambi discutibili. Ma molto discutibili. Molto discutibili. Sì, intanto io nella mia cuffia sento un cinguettio e quindi torno in Argentina perché c'è Sabrina, eccola qui. Attenzione, è arrivato il gol, dell'Argentina, ma noi non l'abbiamo ancora visto, Pampa. Sabrina, non scherzare, Sabrina è esultato, io li sento gridare. Pensa che a noi c'è il Messico in attacco, Argentina in possesso. Pampa, eccolo lì, Pampa, attenzione perché l'Argentina è in avanti con Molina, il servizio per Messi. Messi vai all'interno del campo, l'apertura, attenzione perché mi sa che la mette dentro la Pulce, il controllo in sinistra, Lionel Messi, 1-0 Argentina.
Sabrina! Vamo. La sblocca lui con il numero 10 Pampa, l'ha messa dentro lui, l'ha messa dentro il più rappresentativo. Rimane lì, Sabrina, non ti muovere. Sabri, hai visto che l'uccellino che sentivo qua, il cinguettio, ha portato bene? Stiamo così. parlando di cambi che probabilmente, non lo so, vabbè, va tutto bene. Però te l'ha Pampa, i cambi, sbloccata. guarda, possiamo dire che ha avuto ragione Scaloni, ha fatto Ma due buoni sempre cambi. l'abbiamo detto, sempre l'abbiamo detto, doveva uscire Lautaro e entrare... Però in questo caso non c'è da niente Scaloni, quella No, giocata del fuori classe Beh. che ti cambia dalla partita, no? Vamo carajo, Come abbiamo vamo. detto Sì, nel però primo già stava tempo che cambiando serviva una proprio il giocata ritmo così di per gioco, sbloccarla e così è Sì, stato. sì, è vero Sabrina, perché ma poi se la prende in mano, Era nell'aria. cioè, se la prende in mano e fa un gol del genere, cioè, giù il cappello, cioè, ha segnato il calciatore più forte in questo momento Il del controllo, calcio il mondiale. controllo di Messi, il Si è anche tiro emozionato chiaramente molto. è bellissimo, Sì. però il controllo in avanti, questo da far vedere nelle scuole Pampa, calcio, ma quello è il da, è controllo. un gol da brividi quello del Il pa- controllo de- di Messi. Vamo carajo, vamo. Guarda gli argentini come Bella, esultano. bella. Messi che esulta, ha il Pampa che esulta peggio Fa di piacere, noi. Io gridavo Gennaro, tu ti fa piacere. No, a me fa piacere molto, ma soprattutto per Messi, sono sincero, perché è uno che... Mio suocero che mi scrive vamos, mio suocero, tifoso del Sassuolo, mio suocero. Amedeo. Del Vamo. Sassuolo, perché? No, No, il suocero. No, scrive- scherzavo perché una volta ok. l'ho portato a vedere io lavoravo in una televisione nazionale, l'ho portato il Sassuolo di Di Francesco che stava ecco. salendo in Serie A Sì. e portò fortuna al Sassuolo che poi, e quindi lui dice uscito il sempre Ciuchi. Ah, ecco. sono tifoso del Sassuolo, ma non è Ecco, tifoso ecco. del Napoli chiaramente. Sabrina, devi sapere che io questa sera, oltre a te, volevo anche la fidanzata del Pampa in diretta con noi. Lei, sì, alla Esperta fine di mi ha calcio. visto e si è spaventata. Esperta di calcio, Raffaele. Perché? È esperta di calcio, tra l'altro, poi mi ha visto e si è tirata indietro. Ha detto di no. Alla perché? fine mi Perché? ha lasciato così, senza parole. Non lo so, Sabrina, perché? Perché secondo te avrà fatto E questo? perché? Che l'hai fatto? Io niente, non gli ho fatto niente, mi sono soltanto presentato. No, è un motivo deve esserci, Ciro. Qualcosa E non di lo so. sbagliato hai fatto. Allora facciamo una cosa, la chiamiamo in diretta e ce lo facciamo dire da lei. Sta dicendo di no, Alla guarda, prossima, alla prossima. si è spaventata, sta facendo così, segno Vai. di no, non vuole assolutamente, ma la prossima la portiamo in diretta, promesso Sabrina. Va bene, lo prometto a te. È finita, è finita. E il Pampa dice è finita. Sabrina, Dai, tu basta. sei al 90° per caso? No, perché visto No, che hai però- 3/4 d'ora davanti a noi, tu... Vabbè, diciamo che io sto guardando più lei che la partita in questo momento. sì, Il suo sguardo ci no. fa- Vede le mie reazioni. Se No, io vedono in te i funziono, sto gol, tranquilla. vedono in te i gol, perché tu sei tornata in diretta esultando. Quindi, Quando poi stava attaccando il Messico. infatti. pensa Sabrina Sì, che sì, quando sì, ti sì, sei sì, collegata, sì, esatto. attaccava il Ma Messico. non so se a hai noi. sentito che anche i rumori degli Sì. altri. Sì. Sì, no, ma io ho visto te esultare, i rumori in ecco, sottofondo, ho quindi sentito la telecronaca argentina con l'esultanza, quindi avevo già capito che qualcosa No, è era stato nell'aria. bello perché ha anche pianto il capitano, no? Messi. Sì, sì. Si vede che la sente molto. Per lui non è difficile essere il capitano di questa nazionale, per anche un costante paragone, oltre Certo. al fatto che veramente avesse tutta la nazione caricata sulle spalle. Se ci fai caso, quando c'è qualcosa che non va, prima di attaccare il CT, come sarebbe solito fare da parte di tutti, viene attaccato lui. Sì, E sì, questo vero. è un fardello. Non è facile gestirlo. Sabrina, io pensavo che il gol potesse distendere un po' il Pampa Sosa, ma ti dico che sta peggio di prima. Cioè, prima era teso, ma adesso lo è ancora di più. Fanno male le caviglie. Le È caviglie. teso come una corda di violino. Doppio cambio intanto ancora per l'Argentina, che ha deciso di togliere tutti i campioni dal campo, fuori anche Angel Di Maria, oltre che McAllister, e dentro per Scaloni. Cuti Romero. Ha deciso di mettere dentro Romero e vediamo l'altro se lo inquadrano. Ce lo Io dice sono Sabrina. molto contenta che Che è uscito Di Maria. Ezequiel Palacios. Ah, Sì. è entrato Palacios quindi. Due cambi Sono molto contenta che dia abbastanza spazio. difensivi. Sì.
A beh. chi? A chi? A chi Sia Comunque c'è Julian ancora tanto Alvarez da che Enzo giocare. Fernandez, perché per me, forse Roberto sarà ragione, mi darà ragione, non lo so, sono veramente il futuro. Io penso che Enzo Fernandez sia già uno dei Ah, migliori sì. 5 centrocampisti al mondo, è straordinario. Oh, mamma mia! Oh mamma mia! No, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto, Pampa, vabbè. tutto a posto. Questa diretta non ci fa bene. Oh mamma mia, abbiamo avuto un colpo, abbiamo avuto. Noi stiamo vedendo Scaloni con Lautaro che si è appoggiato alla panchina Ma come mai all'Argentina. siete così indietro? Eppure non è che io sto in No, Qatar. noi abbiamo 3/4 d'ora di ritardo con 20 minuti di recupero, quindi intanto, Mamma pensa che mia. sta attaccando l'Argentina adesso, c'è Messi in possesso Sì, del sì, pallone, beh, io quindi per questo ho detto 3/4 mamma d'ora mia. fa, palla in mezzo, il traversone attraversa tutta l'area, la conclusione alta sopra la traversa di Molina, Sabrina, ecco il tuo mamma Sì, mia, ecco il tuo mamma sarebbe mia. stata veramente bella. Eh sì, conclusione, ma Pampa l'ha colpita Poteva malissimo. gestire- Se stava 30 centimetri di terra la palla, non era facile comunque. Il Pampasoso allenatore cosa avrebbe fatto in questo caso? Dal punto di vista tattico, No, quando Molina ha calciato in questo modo. no, vabbè, Cosa gli avresti detto? no, la giocata è stata forse la migliore che è riuscita a costruire, a parte il gol in questo secondo tempo. Lo avevamo anche detto che l'atteggiamento era diverso, Sì, sì. almeno molto alta. Adesso i cambi, probabilmente l'inserimento di Cuti Romero ti fa un po' arretrare perché lui... Però vedi, per esempio, il primo tempo i terzini, adesso Molina non è andato a tirare. Il primo Sì, tempo i terzini erano bloccati. Sì, sì, Non ho mai visto una sovrapposizione. È vero, è vero. Anche sul gol di Messi c'è stata la sovrapposizione che si è portato l'uomo, palla a Messi centrale e poi Messi ha fatto la giocata del fuoriclasse. No, ha fatto una giocata straordinaria, incredibile, cioè, si perdono davvero gli aggettivi con Lionel Messi. Gennaro, ma se la guardiamo sponda Messico e ti riporto sulla prestazione di Lozano, che prestazione è quella fino al 71esimo? Perché Sabrina siamo al 71esimo e 4 secondi noi. Che partita è stata quella di 72. di Lozano? Ha fatto un primo tempo di tantissimo sacrificio, tant'è vero che lui in fase di non possesso arrivava fino alla 3/4 di campo dell'Argentina. L'ho visto 2 volte anche arrivare in area di rigore, quindi del Messico. Quindi l'ho visto che comunque ha fatto una partita di tanto sacrificio e carattere. Dal punto di vista offensivo è stato creato poco, anche perché poi il Messico, come l'Argentina nel primo tempo, non è che ha avuto tante occasioni o qualche occasione nitida per andare in vantaggio. Quindi un 6, 6,5 dal punto di vista difensivo e un 5,5 nella fase offensiva. Con Emanuele Bernardo vi facciamo vedere, ecco, un frame del gol di Lionel Messi, davvero un controllo straordinario, la conclusione davvero molto bella, anche la postura, no Pampa? Cioè, il campione lo si vede anche da questi gesti. Sì, chiaramente Messi è straordinario. Io, come ti dicevo prima, sto seguendo molte partite della Lega Pro e questi particolari mancano. Non è che voglio paragonarlo a Messi, ma un controllo orientato, la posizione del corpo, guardare la palla, marcare il tempo, spazio, stare attento a questi particolari. Bisogna tornare su queste cose, Sì. perché l'Italia, certo, stiamo guardando l'Argentina, ma l'Italia manca da 2 mondiali. Questo è un fatto per gli amanti del calcio che non può succedere nei tempi in cui viviamo. Quindi bisogna tornare anche dalla Lega Pro o del settore giovanili a insistere su queste cose, controllo orientato, Infatti- cioè guardare il pallone, la marca, la posizione del corpo. Sono... Mancano anche gli insegnanti. Però se tu poi vedi la Lega Pro, Sì, cioè, Lega dici Pro com'è vedi- possibile... vedi scandalo Com'è veramente. possibile che non riescono a rilanciare, ci sono dei rilanci in zona centrale del campo, nessun attaccante che va sul primo palo, cioè, la palla è nel settore sinistro e guardano del settore destro, quindi bisogna anche, è uscito Lozano tra l'altro
Alvarado. Alvarado, quindi bisogna tornare su questi particolari se vogliamo che l'Italia torni a giocare il mondiale. Attenzione a questo. Intanto Il problema è che oggi in Italia un giocatore come Messi, nei settori giovanile, lo scarti perché magari è più piccolino fisicamente, non ti fa vincere la partita, perché oggi pensi al difensore, al centrocampista 1,90 m, È vero. pensi al risultato del momento ma non a quello futuristico. Purtroppo anche nei settori giovanili. È questo, no? Soprattutto settore giovanili si quando punta settore soprattutto a questo ed è anche sbagliato. Sabrina, qua mi dicono dalla regia che tu stai fremendo, ma non è che sta segnando di nuovo l'Argentina? No, beh, adesso ci stiamo guardando una bella partita, no? Ci stiamo Sì. divertendo. Finalmente il Messico è stato costretto ad aprirsi e secondo me anche fisicamente ha cominciato a calare, perché poi è partito bello forte e arrembante, poi chiaramente le forze cominciano a venire meno e l'Argentina sta uscendo fuori. Quindi mi sa che ci stiamo divertendo adesso, ecco. Sabrina, Prima era un po' troppo bloccato. le pizze non sono arrivate ancora, sono con il ritardo, dovevano arrivare Ancora alle no? 21. No, non sono arrivate ancora, infatti io prego i nostri 3 caballeros di là in cabina di regia. Ma mangiate in diretta? No, devono chiamare la pizzeria perché qua comincia ad esserci un certo languorino ad un certo orario, no Sabrina? Vabbè, sono quasi le 10, io sbaglio. Me lo sono chiamato, guarda Sabrina, me li sono chiamati perché sono appena arrivati. Sono appena arrivati, quindi ci siamo. Voglio ci siamo. vederla la pizza però. Non ti preoccupare che adesso i nostri ospiti ovviamente la mangeranno. Io purtroppo devo attendere il triplice fischio finale perché per me è un po' più complicato, no? Condurre e mangiare, quindi dobbiamo un pochino... certo. Ci sono un po' di messaggi, cara Sabrina, che arrivano, tanti amici sulla nostra chat anche che ti salutano, che dicono beata te, che sei lì al caldo in Argentina e noi Grazie. invece qui al freddo di Napoli, fa un freddo, stasera fa un freddo allucinante. Allora, c'è anche un po' di ironia, Sabrina, purtroppo, o meglio, quando si scherza è sempre bello. Qualcuno dice quando gioca l'Italia. Questa è cattiva, Giro. L'abbiamo detto prima, purtroppo. Aspetta. Aspetta, ha detto. Gol ho sentito, nell'orecchio mio ho sentito no. gol. No. Tanto in area di rigore c'è il Messico. No, mi ha detto Sabrina, quindi è tutto a posto. Andiamo a commentare con calma questa azione quindi del Messico che porta palla sul lato sinistro dell'attacco. C'è il Pampa che soffre, ma c'è l'Argentina che col break riesce a riconquistare il pallone. Io non so Sabrina a che cosa si riferisce, forse a questo, perché c'è un'occasione in aria per l'Argentina, il traversone in mezzo, non riesce ad agganciarla Lionel Messi, peccato Pampa perché qui ci è andato ancora vicino. Bella, no? L'Argentina, altra azione, sì, con l'Argentina che qui se l'aggancia Messi fa gol. Sì, è stata... L'Argentina ha fatto 2 o 3 giocate da Argentina, insomma. Anche qui Messi la mette in mezzo, Cioa, la palla che fosse uscita. Messi che dal gol è cambiato nella prestazione. Sì, Anche i cambi, che magari, soprattutto l'uscita di Lautaro non me l'aspettavo, forse non se l'aspettava nessuno, invece ha portato altri movimenti insomma, in attacco e quindi bisogna fare il secondo gol per stare un pochettino più tranquilli, diciamo. Sì. Però dico, sostituire Lautaro è un segnale bello forte, no? Che mandi al giocatore. Sì. Non sarà facile. Lo è stato prima anche con Cuti Romero e Paredes, che sono giocatori di solito titolari, però vabbè, Cuti Romero ha giocato poco nel Tottenham nell'ultimo mese, Paredes pure nella Juve, anche Di Maria. L'Argentina è arrivata con tantissimi giocatori fuori forma, diciamo così, e quindi chiaramente questo non è un problema del Messico, il Messico non gli interessa questo, però ha costretto Scaloni a fare queste sostituzioni che non ce le aspettavamo. No, è vero, perché poi tra l'altro vedere uscire Di Maria, Lautaro e poi l'Argentina trova il gol, cioè, questo fa anche un po' riflettere, no? Perché in campo 2 calciatori del genere non incidono
E l'Argentina Però il poi gol la l'hanno toccava fatto l'uscita. dopo 30 secondi che è uscito poi Lautaro. Stavano aspettando che l'uscita. non è per i cambi, diciamo, è, come ho detto prima, è stata la giocata del fuoriclasse Sì, in quel caso che ha sì. cambiato un Poi po' però tutto lo tutto quello che scenario. è venuto dopo dimostra, no, che c'è un po' di freschezza. Ma il problema, diceva anche Pampa, non è tanto la qualità del singolo, ma anche il fatto che molti siano fuori forma. Non certo. dimentichiamo che Di Maria ha vissuto la prima parte di stagione quasi sempre infortunato alla Juventus. Paredes ha barcollato, quindi sono nomi qualitativamente importanti, però poi ai mondiali conta anche questo, no? Conta Assolutamente. anche, dato che sono partite secche, non hai tanta opportunità, conta anche lo stato fisico molto più che il resto. No, c'è poi Questo è chiaro anche, ed evidente. c'è anche Dybala che ha giocato gli ultimi 20 minuti con la Certo. Roma, Sì. Papu Gomez pure non è arrivato bene, Acuna che sta giocando oggi titolare ha la pubalgia, Tagliafico ha giocato poco pure nelle ultime partite. Sono pochi i giocatori che sono arrivati al 100%. L'unica speranza è che se l'Argentina va avanti questi miglioreranno Esatto, questo poi, e quindi diciamo, lì potrebbe diventare forte l'Argentina. Però mancano ancora 10 vero. minuti. Mancano ancora 10 minuti più mezz'ora di recupero, più o meno. Sì, almeno, su quel giù. almeno. Mi lasciate salutare ovviamente Angela Picardi che ci sta guardando da casa, la saluto ovviamente, poi tanto ci vediamo domani allo Stadio Menti per la sfida della Juve Stabia con il Potenza. Il Messico è in possesso del pallone in questo momento, mentre in Argentina dov'è Sabrina è l'Argentina che sta attaccando. Cioè, noi vediamo il Messico mentre lei vede l'Argentina, secondo me stai vedendo un'altra partita. Tu. Però devo dire che sei proprio bravo con le telecronache, cioè riesci anche a captare cosa stanno dicendo. Ma pensa, cara Sabrina, che nella gara scorsa io Sì. sono stato profetico. Perché ad un certo punto stavamo commentando la partita, io ho detto adesso segna lui e l'ho commentato anche, era la gara ovviamente tra Messico, Wow. tra Messico e Polonia, tant'è che mi hanno detto ma come hai fatto? Semplicemente mi era stato detto in cuffia. Immaginavo. Perché tanto ho i miei scagnozzi di là in regia che ovviamente mi aiutano. I Perché trucchi sennò... del mestiere. Ma Sabrina, tu me lo insegni, no? Noi in qualche modo ci dobbiamo pure arrangiare. Quando abbiamo ragione. telecronache che magari con live reaction anche in Serie A, dove magari il segnale arriva con 3/4 d'ora di ritardo, in qualche modo pure dobbiamo fare. È vero. Tanto colpo di Che ci testa, vuoi ma fare? c'è la parata dell'estremo difensore dell'Argentina. Sabrina, con te invece voglio fare un commento sulla maglia dell'Argentina. Questa maglia nuova ti piace? Ma devo Striscia dirti larga, di sì. striscia stretta? Non mi dispiace, non mi dispiace. Io sono un po' amante, diciamo, degli stili vecchi, diciamo così. Sì. Quindi non sempre accolgo con grande entusiasmo la novità. Però questa è carina, ha il Non suo è perché. male. Sì, sì. Mi piace, sì, mi piace. No, riflettevo, Ciro, sul fatto che Sì. oggi abbiamo visto in L'orsato, campo però. sia Zielinski che Lozano, ma Sì. con due situazioni completamente diverse, perché sì. Zielinski ha segnato un gol strepitoso Sì. e Lozano invece questa sostituzione anzitempo non è una bellissima, non depone molto a favore della sua prestazione. No, assolutamente, anzi mi sa che ci ritroviamo Lozano e Pietro lo teniamo ancora un po' in Qatar. Lo teniamo ancora un po' in Qatar. Ho Vabbè. l'impressione che... Invece, attenzione perché adesso l'Argentina comunque è costretta di vincere contro la questo Polonia. certo. Sì. Se il Messico vince per più di 2 gol, si qualifica il Messico. La prossima partita, in questo momento Sì. parlo, no? Sì, Perché andrebbe a È un 4 macello. Serve un andrebbe a gol. 4 punti. Pampa è un bancello, bisogna segnare il secondo gol adesso. Sì. Bisogna fare almeno un gol, il tempo Sì. c'è. Possiamo chiedere a Scaloni magari di mettere te in campo, Sabrina? No, non sarei capace. No, niente. Allora, Gennaro, noi invece possiamo, che dici? Siamo il Ma Pampa, c'è il mandiamo Pampa, il cioè noi Pampa. io mettiamo, c'è Sabrina, Crampi. noi mettiamo a cambio, fuori Dai. chiunque entra il Pampa, colpo di testa 2-0 e tutti a casa. C'ho i Eh crampi beh, in questo eh beh. momento, sto C'hai i facendo stretching ogni Il tanto. Pampa perché- c'ha i crampi ancora prima di entrare in campo, però. Certo che sei stato coraggioso a invitare un argentino in trasmissione in questa partita. Certo. Beh, Sabrina, lo Veramente sai hai che... rischiato grosso. Sabrina, ma tu lo sai che il coraggio non mi manca.
È stato poi pure lui il Pampa. Ho fatto di peggio io in televisione in Sì, questi no, anni. pensavo meglio, la verità. Lo so, lo so. Intanto Argentina che Porcipolli. guadagna calcio d'angolo, no, rinvio dal fondo, secondo me si è sbagliato l'assistente lì, perché quello per me De Paul non l'ha toccata la palla, per me De Paul non l'ha toccata, invece l'ha De Paul toccata. secondo tempo molto meglio, così come Infatti. tutta la molto squadra. meglio Così come- l'Argentina in Sì, generale. sì, sì, secondo me. Così come abbiamo detto, un De Paul non molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo è vero, un giocatore importante. Sì. Se fa il De Paul, chiaramente parliamo di un giocatore appunto dell'Atletico Madrid. Calciatore importante, calciatore di straordinaria importanza. Sabrina, 5 minuti salvo recupero. Un match da due volti, no? C'è stato un pre-gol e un post-gol. Sì, assolutamente sì, abbiamo assistito a due partite diverse. Adesso si fa, non soltanto è già un secondo tempo dei più belli che abbiamo visto, ma anche come girone penso che sia forse il più interessante, anche tra i più combattuti in assoluto, perché c'è un livello di squadre che veramente ti apre a qualsiasi prospettiva. Sì, E tutto è partito da quel match contro l'Arabia Saudita. Gennaro, diciamo che l'Arabia Saudita ha un po' scombussolato i piani, però diciamo che Polonia, Argentina, Messico sulla carta dall'inizio, no? Questo era il girone più equilibrato. Sì, diciamo che Argentina e Polonia. nemmeno il Attenzione Messico. però, seguiamo l'Argentina davanti in contropiede, il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per l'Albiceleste. Argentina e Polonia, perché poi l'abbiamo visto nel Messico, tanta cattiveria, ma poca qualità, che poi Vero. non ho visto niente di importante a livello individuale, togliendo poi il Ciuc, togliendo Vega, però il resto comunque giocatori niente di eccezionale. Herrera ha fatto il suo, ha fatto una buona carriera, ormai sta anche lui agli sgoccioli quasi, ma poca qualità. Anche diciamo nei nuovi, nella nuova generazione non vedo grossissima qualità, quindi Argentina e Polonia sicuramente come qualità sono nettamente superiori. Sabrina, io lì non sento volare una Vero. mosca, c'è... Gol, applaude, quindi è gol dell'Argentina, è arrivato il 2-0, lo vediamo anche noi. Sabrina, io sentivo gridare tutti e seguiamolo il gol dell'Argentina con... Romero. Non c'è dire chi, almeno non ci Secondo dire me chi. Non ci dire chi, Scommettiamo Sabrina, noi, non ci dire chi. Romero. Romero. Lo vediamo, lo commentiamo insieme. Otamendi, dico io. Otamendi, dici? Non dire nulla, Sabrina, tu? Io dico ancora Messi. Ancora Messi? Dico ancora Messi. Io Eccolo lì, il Otamendi, possesso del Romero. pallone. Attenzione, in area di rigore. La conclusione a gira e che gol! E dove l'ha messa? Enzo E Fernandez. dove l'ha messa Fernandez? Fernandez. E dove l'ha messa? Bello. Dove Vamos, l'ha carajo. messa? 2-0 Vamos. all'incrocio. 2-0 all'incrocio, un golasso, no, Golasso, direbbero. golasso. Un golasso. Sabrina, ti abbiamo visto esultare, esulta insieme a noi. Fai finta almeno di esultare insieme a noi. Infatti lei lo aveva detto che Enzo Fernandez è appunto uno dei giocatori Vedi, questa è degli la ultimi qualità. anni Sì. Ha che fatto è un uscito gol dal calcio pazzesco. argentino, che è tra i più forti degli ultimi almeno 8-10 anni. Sabrina Sì, a un profetica. altro livello. Sabrina Un altro livello, profetica. ma È fa to- un gol pazzesco. Ma no, ma Sabrina, sei stata profetica in 2 occasioni. Sei entrata in collegamento Bravo. nel secondo tempo e ha segnato l'Argentina con Messi. Hai detto di questo ragazzo Fernandez, grande talento, e ha trovato il 2-0. Dopo magari in privato, se mi mandi 6 numeri, ci servono per il Super Enalotto. Però vedi come l'hai Ma sbloccata, magari, sì. l'hai sbloccata Sì. Ma che giocata sulla però, qualità, Gennaro. sulla qualità. Che Vedi che qualità. per Tiro a quella giro, un sembra tiro a che giro. fa la Tiro a differenza. giro, O tiro a alla giro. Insigne. O tiro a giro. O tira a giro, ha fatto. Hashtag tira giro, Hashtag esatto. tira a giro, sì, hashtag Guarda, tira a giro, guarda. ma si è coordinato bene, ha messo una palla all'incrocio. Imprendibile per il portiere. Ma Ochoa non ha provato a distendersi, ma non poteva mai arrivarci su questo pallone. E allora Che giocatore. possiamo che dire, giocatore, mamma mia. Scaloni ha fatto bene. Ma lo abbiamo sempre difeso, mai criticato.
Vero, no? Lautaro Vero, doveva vero. uscire, insomma. Fuori Lautaro, via, perché Lautaro si può pure intossicare, Sabrina, non ce ne frega. Se l'Argentina con sto ragazzo fa questo tipo di gol, ha fatto benissimo. Guarda, non bene. io parlavo anche con i colleghi nei giorni scorsi, ho sempre pensato, io adoro Lautaro, però per me i giocatori forti, ma Sì, veramente forti, li aveva quasi tutti in panchina contro l'Arabia Saudita, tolti chiaramente i santissimi, no? certo. Intoccabili messi, ma per me ha in panchina delle risorse straordinarie, anche perché i giocatori più giovani hanno una condizione diversa. Quindi per me Julián, Enzo Fernandez, per me sono veramente straordinari, cioè sono dei riferimenti che devono avere costanti, cioè è assolutamente il futuro. Mi spiace per Lautaro, certo come diceva No, anche no, Gennaro, adesso non è che scherziamo è tutta colpa chiaramente noi. sua, Certo. però indubbiamente insomma ci sono partite e partite. In Bisogna avere questo, coraggio e anche nei cambi. in questo momento la Polonia è in testa con 4 Sì, punti, sto con guardando 2 gol quello io. fatti e 0 subiti. Argentina a 3 punti a pari con l'Arabia Saudita, ma Argentina seconda con 3 gol e 2 fatti e 2 subiti. Al contrario, l'Arabia che ne ha fatti 2 ne ha subiti 3. Fanalino di coda ad 1 punto è il Messico. Ecco, Pampa, se 6 minuti di recupero. 6 minuti Sei di buono, recupero, buono, 6 sei. minuti di Aspettavamo recupero. È Pensavo di buono, ce la sciotto. siamo cavata. Il tempo che arrivano le pizze. Il tempo che arrivano le pizze. Dicevo, Ma dove stanno queste pizze? stanno arrivando, è andato Vittorio Bernardo, è andato a prenderle perché è uscito fuori, non l'ho visto più, quindi se credo che sia andato a recuperarle per strada. 6 minuti di recupero, Messico ultimo, il Messico se batte l'Arabia Saudita deve batterla con un passivo importante, cioè Sì. adesso Vabbè, qui... io ti dico la verità, il Sì, Messico non mi ha mai convinto, nel sì. No. senso già i nastri di partenza non ha una Sì, grande formazione sulla carta, ha qualche nome a cui affidarsi, ma poi non ha sì. grossa Ma qualità. Sabrina, ma poi ha un dato statistico il Messico. Cioè, ok, sempre nel girone, ma i quarti sono una chimera, cioè non li ha mai visti. È vero, non li ha mai visti, è vero. Quindi è un dato Vedremo. statistico che, come stanno le cose in questo momento, potrebbe anche continuare a verificarsi ancora in questo mondiale qatariota. Qui in Sabrina, ma a Già. proposito di mondiale qatariota, 220 miliardi di dollari spesi in questo mondiale. Noi prima ne abbiamo parlato qui con Gennaro Ciotola e con il Pampa Sosa, ma non sono un pochino troppi? Magari se tenevano Ma qualcosa da buttare indubbiamente. potevano darli a noi, no? Diciamo che se badiamo all'epoca storica nella quale ci troviamo, veramente uno schiaffo Eh, in faccia a tutti, no? Perché è un po' sopra le righe. Però sì, c'è anche da dire che si sono fatti mondiali anche in situazioni analoghe, si sono fatti in Russia, voglio dire, non è la prima nazione sì. assegnata a organizzare mondiali sulla quale ci sarebbe da ridire, purtroppo. Poi è chiaro che è una cultura così diversa dalla nostra ed è molto più accessibile la critica perché ci sono dei dati più concreti, però devo dire che negli ultimi anni è più business che mai, eh. Sì, no, ma è vero, anche perché poi c'era stato, diciamo, negli ultimi mondiali un calo, no, di spese che Sì. erano più contenute, ma questo è proprio uno schiaffo alla povertà, quello che è stato fatto nel Vabbè, tu Qatar. sai che vai in un posto dove Beh, certo, si fa Sì, molto no. sfoggio di questo, quindi non si sì, sarebbero mai sì, tirati sì. indietro. Poi è la Sabrina, loro grande occasione in qualche modo. Sabrina, intanto ti do una comunicazione di servizio, le pizze sono Vai. arrivate. Ah, Adesso fammi è ufficiale. sognare. Adesso è ufficiale, sono arrivate e mi sa che Vittorio Bernardo però, come si dice in Argentina, si mette scuorno e non le porta in diretta, quindi le mangeremo dopo. E perché che fa? Si Vabbè, sta mancano lanciando, tre no, minuti, aspetta tre che si minuti sta, scarsi. si sta lanciando, aspetta, mi sa che una te la, Aspettiamo. la porta, qui in diretta si sta lanciando. Si Almeno sta- fammela fa vedere. Vai, vieni Vittorio, non ti preoccupare, non ti mettere scuola. Eccolo qua, è arrivato Vittorio Bernardo con la pizza. Olè! Eccolo qua, Sabrina, Ma quanto... Vittorio è il fratello di Sì, Emanuele? Vittorio è il fratello di Emanuele, sì. Ah, ecco, ecco. Noi non ci facciamo... Vuoi salutare anche Double B, Biagio Badone, che è in regia con Emanuele?
Perché no? Ma Perché noi no? qui abbiamo di tutto e di più, abbiamo di tutto e di più, abbiamo pure le pizze. Quanto È ti una manca la famiglia. pizza, Sabrina? Tantissimo già, per Però, questo ho vabbè, detto però voglio lei vedere. ha mangiato, hai detto, la carne oggi, noi Noi Sì. la carne argentina penso sia la migliore al mondo, l'assado. esatto. Assolutamente, la migliore al mondo per distacco. Adesso Sabrina recupererà tutti i chili persi in questo periodo e andata in Argentina, tornerà una nuova Sabrina, tornerà. Già è andata, Gennaro, già è Al andata doppio dal parrucchiere, già è andata dal parrucchiere oggi, già si è trasformata. Ma è finita da te almeno la partita? Sabrina, a quanto stai? A manca 3 un minuti minuto e mezzo. 1 minuto e mezzo, Pampa, 1 minuto e Vabbè, anche mezzo. qua. Vabbè, dai, 4,36, 4,36, 4,36, ma mangiate pure se volete, non vi create Aspettiamo. problemi. Come fanno a mangiare? Ci sono pure i tovaglioli, ha portato i tovaglioli Vittorio. Ha Lo portato i so, ma tovaglioli. penso che questo minuto sia eterno. 1 minuto e te, qui ha provato qualcosa che è come una sorta di rabbona, chi era? Vega che ci ha provato, ma da lì non si passa, l'Argentina ha Manca alzato un il muro. minuto, manca Un un minuto, minuto, manca un un minuto. minuto, un minuto e allora 60 secondi, ultimo giro di lancette, l'Argentina è vicina a portare a casa una vittoria importantissima nell'economia del girone. Il girone ovviamente è quello C con Polonia, Messico ed Arabia Saudita, un'Argentina che ovviamente... Tanto seguiamo questa azione in area di rigore con il Messico, un'Argentina che ovviamente si giocherà la qualificazione poi agli ottavi nell'ultimo turno con la Polonia. Bella, Sabrina, bella. Sabrina, dici qualcosa perché qui fremiamo, siamo a 30 Mancano secondi. 20 secondi, 20 mancano secondi. 20 secondi. 20 Sabrina, allora gli ultimi 20 secondi li lascio commentare a te. No, che puoi commentare? Beh, il gioco è fermo in questo momento, Ecco. c'è un rilancio del portiere. Sì? È l'ultima azione praticamente, l'ultima infatti azione. sta mandando tutti salite. Perché Pensa giustamente Sabrina sta che facendo si muovono anche le piante dietro di te adesso. C'è vento, vedo che c'è Immagino. vento. Ma sentirai le Messi, grida dopo il adesso gol che si è scocca. cominciato a Mamma mia, divertire. Messi, penso questo che sia Messi finita. adesso fa paura. Sabrina Sì. pensa che sia finita. Fa paura questo È Messi. finita o Un no? attimo solo. Un attimo solo, Pampa, l'ultima perché azione ci sta. Ultima, nell'area allora non è della- finita. Uh, no, tranquillo. No, tranquillo. Finita! È finita, è finita l'Argentina. Vamos, Vamos, carajo, vamos Messi, l'Argentina. vamos. L'Argentina ha vinto. Però, mia. Pampa, la zeppolina in diretta te la devi mangiare. no, Adesso ha vinto. sono troppo- Adesso sono che ha stomaco. vinto, Gennaro, tu, lanciati. Vabbè, Apri le danze. dopo la partita, dopo la Apri le partita. danze, niente, nessuno si vuole mangiamo mangiare tutto la dopo la zeppolina in diretta, non vogliono aprire le danze. Sabrina, qui si sente Siamo un profumo timidi. che... La vuoi assaggiare Va. tu? No, neanche la fidanzata del Pampa vuole, Raffaella non la vuole assaggiare per niente. È finita la partita, l'Argentina Mamma, carajo. ha vinto per 2-0 contro il Messico e allora una vittoria importante, una vittoria, possiamo dire Pampa, nel segno del 10. Sì, veramente sono contento perché non provo a immaginare quanta pressione hanno avuto questi ragazzi per questa partita. Infatti, dai. Adesso rimane l'ultima che è da vincere anche perché chi vince evita la Francia è già qualificata vero. quasi come prima, quindi contro la Polonia penso che anche la Polonia se la giocherà per vincere perché è il fatto di evitare la Francia. Ma alla sua volta se la Polonia perde, il Messico vince, ci sono degli incastri lì difficili. Importante che l'Argentina ha fatto il primo passo, siamo contenti, io sono felice. Adesso sì. Mi inizio a rilassare. Vamos Argentina, meno male. Dai. Gennaro, che Sì. vittoria è stata Una quella partita a dell'Argentina? due volti. Primo tempo male, anche per diciamo, una buona organizzazione del Messico. Secondo tempo ci è voluta poi la genialata del fuoriclasse che ha cambiato poi le sorti della partita. E secondo gol ancora più bello. Ho visto due giocate individuali che hanno cambiato le sorti di una partita che si era messa un po' così il primo tempo. Quindi bene così. Io voglio, prima da Sabrina, sapere cosa sta succedendo nelle strade adesso di Buenos Aires. Se già tutti sono Guarda. scesi in strada.
Ma Lucarelli sono Senti Ma qualcosa da lì? qua Lucarelli è, è esonerato. sì, quando è finita la partita urla a morire Sì. e quindi immagino che la gente andrà a festeggiare anche perché oggi per strada dove c'è l'obelisco c'è una gigantografia gonfiabile Sì. di Messi, quindi Ah. immagino che insomma, oggi sia meritato. Sì. Era un po' un modo, sai, per avere un portafortuna, mi pare che abbia funzionato al 100%. Adesso si può un po' respirare, no? Si va un pochino più in discesa, è stata durissima però. Meritato è anche l'abbraccio che ti do, amica mia, ti voglio un bene dell'anima e grazie mille per Anche la tua io lo sai. disponibilità. Ci Grazie rivediamo Sabrina. quando vuoi. Va bene, Ciao, grazie. ragazzi, a Un presto. saluto a Sabrina. Ciao. Ciao Sabrina. Ciao, Sabrina. Ciao Sabrina Uccello. Ciao, buonasera. Ciao Sabrina. E allora, ultimo giro con i nostri ospiti. Partiamo da Gennaro. Gennaro, abbiamo detto partita alle due volti, adesso una qualificazione che si giocherà contro la Polonia. Sì, contro la Polonia, comunque gara ostica, che la Polonia comunque è una nazionale forte, una squadra comunque che gioca bene, una squadra con individualità importanti, però se parliamo sempre di qualità io credo che l'Argentina abbia comunque qualcosina in più. Se riparte dal secondo tempo, da dopo il gol di Messi, allora l'Argentina sicuramente può battere la Polonia. Ecco, annuivi Roberto, è da Sì. lì che bisogna ripartire. Sì, secondo tempo, l'atteggiamento del secondo tempo è stato straordinario, la qualità non si discute, però quello che mi chiedevi anche prima, se i ragazzi argentini mettono questa garra alla sua qualità che ci hanno, vuol dire che appunto potremo vedere un'Argentina importante che recupererà, continuerà a recuperare, speriamo, giocatori o pezzo per arrivare probabilmente, speriamo, alla prossima partita agli ottavi di finale. Quindi bisogna anche la prossima vincere per evitare la Francia. Non sarà facile, c'è il Messico che ancora ha qualche opportunità battendo l'Arabia Saudita, però noi ci siamo tolti un vero peso in questa serata veramente straordinaria, la vittoria sul secondo tempo, chiaramente molto di più bello che il primo. E allora noi siamo in chiusura, io vi voglio ricordare quelli che sono gli appuntamenti di Calcionapoli 24 con Napoli Mondiale. Perché? Perché lunedì sarà una giornata molto molto intensa e ricca di appuntamenti. Ci ritroveremo con Napoli Mondiale alle ore 10:30 con Vincenzo Credendino per commentare Camerun-Serbia insieme ai suoi ospiti. Alle ore 13:30, subito dopo il match tra Camerun e Serbia, il sottoscritto Ciro Novellino per Corea del Sud contro Ghana, e poi alle ore 19:30 ci sarà il nostro Riccardo Catapano con i suoi ospiti per Portogallo-Uruguay, e lunedì ovviamente quindi non ci sarà l'appuntamento consueto con CN24 Live che ritornerà ovviamente martedì. Lunedì mattina però ci sarà la rassegna stampa targata CN24 Live e anche Recape, il nuovo format che vi abbiamo proposto proprio con l'avvio dei mondiali. Non mi resta che ringraziare Mariano Izzico e Sabrina Uccello che ci hanno appunto che sono stati in collegamento con noi. Voglio salutare e ringraziare Gennaro Ciotola. Grazie Gennaro. Grazie Ciro, buonasera a tutti. Un ringraziamento, un grandissimo ringraziamento va, l'ho detto in apertura, ad un uomo, un calciatore, un argentino, un napoletano, perché lo possiamo definire così, che ha scritto una pagina bella del calcio napoletano e tutti sono legati a lui, Roberto El Pampa Sosa. Grazie Roberto. Grazie a te per le parole, per l'invito e vamos Argentina carajo. Un ringraziamento va ovviamente anche ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, tutto attaccato, mi raccomando, scritto proprio così, insieme a lui Double B, Biagio Barone e Vittorio Bernardo alle riprese, alle telecamere, a tutto quello che c'è dietro, quello che non riuscite a vedere perché vedete soltanto noi. Da Ciro Novellino un ringraziamento speciale a tutti quelli che ci hanno seguito sul canale 79 del Digitale Terrestre, nonché sul nostro canale YouTube. Ci rivediamo lunedì e buona serata.